Intervenuti in questa mattinata dedicata alle celebrazioni per il 50° anniversario della scomparsa del grande Salvatore Satta. Un saluto a nome dell'Associazione Editori Sardi, che presiedo dal 2012, e un saluto da parte dei colleghi che sono onorati appunto di aver potuto supportare a livello organizzativo questa importante celebrazione per volontà della Regione Sardegna e del Consiglio regionale. Questa è la prima tappa di un ciclo di incontri che vedrà poi il comitato scientifico presieduto dalla professoressa Angela Guiso e composto dal professor Carlo Felice Casula, Rosanna Ortu e Luigi Nonne, alle prese anche con altri 2 appuntamenti molto bene articolati e studiati in funzione appunto di una descrizione il più compiuta possibile della personalità del grande scrittore e giurista per una sua, diciamo, costante valorizzazione e memoria. Il prossimo appuntamento sarà a Sassari, il 17 ottobre, e l'ultimo, in chiusura d'anno, il 19 dicembre, all'Accademia dei Lincei, che assieme ad altri soggetti patrocinanti ha pure appunto ha voluto dare l'imprimatur all'iniziativa. Quindi diamo corso appunto ai saluti istituzionali da parte dei soggetti che ci ospitano e che hanno voluto supportare con il patrocinio questa iniziativa. Abbiamo qui il presidente dell'ISRE, dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, dottor Stefano Lavra, che può aprire questa sessione appunto con i saluti istituzionali, seguito dal sindaco del comune di Nuoro, dottor Emiliano Fenu, dalla presidente del corso di laurea di giurisprudenza dell'Università di Sassari, sede di Nuoro, professoressa Serra, dal rappresentante in luogo del presidente dell'Ordine degli Avvocati Lorenzo Soro, dell'avvocato Gianni Falchi, e poi se non ho dimenticato nessuno, aspettiamo nel corso della mattinata l'intervento anche della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Quindi inviterei, prego, dottor Lavra. Buongiorno a tutti, ringrazio la Presidente dell'AES, organizzatrice di questo prezioso convegno su Salvatore Satta, ma è doveroso il saluto di tutti coloro che prenderanno parte a questa importante sessione mattiniera, ma poi anche pomeridiana, gli illustri docenti universitari che stanno appunto al tavolo qua dell'auditorium Giovanni Lilliu, ma a tutti gli altri che interverranno anche nel pomeriggio un caloroso e affettuoso saluto di benvenuto presso appunto l'Istituto Superiore Regionale Etnografico. Un caro saluto al sindaco di Nuoro, alle autorità quindi politiche, all'Università di Nuoro e a tutti coloro che oggi prenderanno parte alla preziosa giornata. L'ISRE ha concesso appunto il patrocinio di questa giornata perché è giornata centrale nella divulgazione, nel ricordo, non soltanto nel ricordo della memoria, ma nel suscitare un continuo interesse nella figura di questa grande e illustre personalità nuorese che è riuscita a andare oltre i confini della nuoresità e della Sardegna e oltre il mare della Sardegna. Può essere appunto definito uno dei più grandi in assoluto autori che sono stati riconosciuti a livello internazionale tra le grandi appunto illustri personalità che la Sardegna ha dato i natali. E Salvatore Satta a 50 anni dalla sua morte, sicuramente è ancora attuale. Lo è sempre più attuale, lo è in modo così, diciamo, concreto, e l'Istituto Superiore Regionale Etnografico non ha atteso, insomma, il suo cinquantenario affinché potesse ricordare questa importante figura illustre nuorese, ma attraverso
un bando importante, il Teatro di Sardegna, il TEN, sono stati aggiudicatari di uno strepitoso che ha avuto un grande successo, spettacolo teatrale, appunto Il giorno del giudizio, in sardo, in lingua sarda, quindi si è riusciti veramente attraverso la comunicazione, attraverso la diffusione, attraverso anche un'altra arte, oltre che quella della letteratura, l'arte del teatro, a diffondere ancora di più e dipanare ancora di più proprio la grande valenza, il grande valore di questo importante personalità nuorese. In questa giornata però vorrei anche, permettetemi di ricordare anche un altro illustre nuorese che forse è stato tra i primissimi a fare una critica positiva e a valorizzare la figura di Satta, che è il professor Enzo Espa. Con Nuoro in Pelea fu nel 78 lui uno tra i primissimi proprio a scrivere, a approfondire proprio l'importanza di questa grandiosa opera, prima ancora che venisse messo alle stampe la seconda edizione della Delfi, che poi fu quella che fu da motore propulsore nella diffusione della conoscenza della sua opera. Da grande conoscitore della nuoresità, il professor Enzo Espa riconobbe nello scritto di Satta la grandiosità di questa opera. Ecco, questo può essere anche uno spunto, un augurio affinché i giovani, attraverso la lettura di Satta, possano soprattutto intraprendere la strada della conoscenza e del dialogo che intergenerazionale, soprattutto nel ricordo, nell'identità degli aspetti più autentici della nuoresità e degli aspetti della nostra Barbagia, perché ha fatto parlare un paese, perché all'epoca era un paese, Nuoro, un paese che sarebbe rimasto come un po' tutti i paesi muti, senza una vera e propria cronaca. Invece ha fatto parlare della nuoresità più autentica, del modo di essere più espressivo e intimo della nuoresità e dell'aspetto culturale barbaricino. Io non vorrei dilungarmi perché la giornata di oggi è veramente particolarmente intensa di interventi. Lascio la mia parola ringraziando la professoressa Angela Guiso come coordinatrice delle attività di questa giornata, e auguro e auspico che questa giornata possa essere veramente proficua e di spunto per ulteriori attività di studio, di ricerca e di documentazione della figura di Salvatore Satta. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno ai relatori, benvenuti a Nuoro, buongiorno a tutti i presenti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti a chi ha deciso di organizzare questo evento molto, molto importante. Noi come Comune ovviamente abbiamo aderito subito alla richiesta di patrocinio dell'evento, perché è importantissimo ricordare una figura come quella di Salvatore Satta, che in realtà tantissimi immagino ricordano al di fuori del territorio nuorese per la sua figura di giurista e di esperto di diritto processuale. Qua a Nuoro diciamo, ci ricordiamo, per chi l'ha letto, del romanzo Il giorno del giudizio. Spesso ci ricordiamo una o due frasi che descrivono un po' quello che dovrebbe essere il carattere dei nuoresi e le peculiarità della città di Nuoro, che gli si dà spesso a queste frasi un'accezione negativa, però è stato ricordato bene. In realtà la descrizione che Satta fa nel suo romanzo dei caratteri umani è una descrizione che è assolutamente universale, e c'è in quello che è il suo romanzo, perché io non ho conosciuto la sua opera diciamo giuridica, in quello che è il suo romanzo c'è un insegnamento che forse questa, non solo questa, potrebbe essere l'occasione per cogliere un po' meglio, perché quello che cerca di farci capire Satta e di cui dovremmo fare un po' tesoro, noi siamo abituati spesso a condannare completamente o assolvere completamente chi
frequentiamo, chi sta intorno a noi, le persone con cui lavoriamo, diciamo, abbiamo un metro di giudizio un po' troppo netto sulle persone. Quello che invece vuole farci capire Satta ha voluto farci capire, ha voluto esprimere col suo romanzo, è che in realtà nessun essere umano, partendo ovviamente dalla descrizione dei personaggi di Nuoro, può essere assolto del tutto o condannato del tutto, perché alla fine noi esseri umani siamo tutti, insomma, con i nostri limiti, la nostra solitudine, siamo tutti rappresentativi di quella che è proprio la grandezza dell'essere umano. Ecco, è molto importante che si comprenda questo insegnamento, anche per insegnarci a vivere un po' meglio in politica e anche nella vita quotidiana. Tendiamo a condannare i nostri avversari politici, ad esempio, o tendiamo pure a condannare comportamenti di chi frequentiamo, di chi vive con noi, e forse proprio qua a Nuoro c'è una tendenza spesso a emettere condanne definitive sulle persone, mentre in realtà dovremmo essere più consapevoli che in qualche modo nel carattere di una persona ci sono aspetti che potrebbero essere condannati, ma aspetti che meritano sicuramente comprensione e soluzione. Io credo che questo, l'ho detto ovviamente con le parole mie, non da critico letterario, però questo potrebbe essere l'insegnamento più grande che potremmo trarre da un nostro cittadino molto illustre come Salvatore Satta. Quindi vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Buongiorno a tutti, un saluto personale a tutti i presenti e ai relatori. Porto i saluti istituzionali del nostro Presidente del Consiglio dell'Ordine, l'Avvocato Lorenzo Soro, che più tardi dovrebbe raggiungerci, e i saluti da parte di tutti i consiglieri. Mi permetto solo di dire due parole, un plauso per questo evento e per questo convegno dedicato a una, sarà scontato dirlo, ma una delle figure più rappresentative del Novecento, orgoglio della nuoresità, ma nazionale, insigne e preciso giurista e scrittore profondo quale Salvatore Satta. E il tema che è originalità di pensiero e tematiche ricorrenti induce alla riflessione, perché non si può dire che il tema della giustizia non sia un tema sempre attuale, come lo è il tema del processo, che è lo strumento attraverso il quale si serve la giustizia per soddisfare o per risolvere i problemi dell'uomo. E mi viene una riflessione, a distanza di 50 anni dalla scomparsa di Salvatore Satta, il processo attuale nella sua evoluzione, nella sua apparente semplificazione, il telematico, l'intelligenza artificiale che pensa o comunque pretende di aiutare a risolvere i problemi dell'uomo, un processo che è sempre più anche numeri e statistiche, mi chiedo quanto si avvicini oppure quanto si allontani all'idea di processo di Salvatore Satta, quell'oggetto misterioso, quell'oggetto senza scopo, che però Satta voleva vicino all'uomo, e che invece forse questa evoluzione così del processo sembra che tenda ad allontanarsi dall'individuo e dall'uomo. Grazie e buon lavoro. Buongiorno, sono grata agli organizzatori per l'invito
è onorata di portare a nome del magnifico rettore dell'Università di Sassari, il professor Gavino Mariotti, i saluti agli illustri relatori e a tutti i partecipanti. Il magnifico rettore si rammarica di non poter presenziare alla pregevole iniziativa culturale di oggi a causa di concomitanti impegni istituzionali. Il convegno di oggi celebra la figura di uno dei più insigni giuristi italiani, ricordandone l'originalità del pensiero e le tematiche ricorrenti. È sufficiente leggere il titolo delle relazioni del convegno per intuire, direi apprezzare e comprendere la vivacità culturale e l'ampiezza dei temi di interesse del maestro che oggi si onora, tali da fare apparire fin da subito riduttiva la qualifica di insigne giurista in precedenza evocata per delinearne la figura. A tal fine pare maggiormente attagliarsi la definizione riassunta nel titolo del convegno internazionale tenutosi a Nuoro nel 1989, i cui atti sono raccolti nel volume a cura di Ugo Collu, Salvatore Satta, giurista, scrittore. Collegamento fra Satta, giurista, e Satta, scrittore, che emerge evidente nel giorno del giudizio. Ciò premesso, è ritenuto doveroso ricordare anche il prestigioso convegno tenutosi ad aprile presso la Sala Alessandrina dell'Università della Sapienza di Roma, sotto la presidenza del professore Claudio Consolo, oggi presente, dal titolo particolarmente significativo della complessa figura del maestro, appunto Salvatore Satta, il mistero di un processualista. Era questo il titolo del convegno. Volendo ora tornare al tema del presente convegno, come dicevo prima, originalità del pensiero e tematiche ricorrenti nell'opera di Salvatore Satta, avendo pochissimi minuti, direi un paio di minuti a disposizione, mi limito a richiamare quella che è certamente tema ricorrente nell'opera di Satta, il tema della libertà che, come da altri osservato, mi riferisco ad Augusto Chizzini, lo attrae e tormenta per tutta la vita, tratteggia una linea di pensiero che caratterizza la sua intera ricerca fino all'assorbimento del diritto nell'azione, sollecitato da una quale innata ripulsa nei confronti dello Stato. Coerentemente con tale pensiero, Satta sostiene la concezione soggettiva privatistica dell'azione, opponendosi alla concezione oggettiva pubblicista di Carnelutti. È nota a proposito la polemica accusa di nudismo processuale mossagli dal Carnelutti. Spirito di libertà che Satta trasfonde nei suoi scritti e che si manifesta del resto sin dalla sua prima opera, Contributo alla dottrina dell'arbitrato. Il volume fu pubblicato ai primi del 1931, quindi ultimato negli anni 30, anno in cui, come ricorda Furno nella prefazione alla ristampa del volume del 1969, in Italia la tirannia ha preso già da qualche anno il posto della libertà e il regime fascista ha già consolidato le sue strutture di regime autoritario. Nel volume, come è noto, Satta si occupa di indagare la natura dell'arbitrato. La posizione di Satta al riguardo è inequivoca. L'arbitrato irrituale diventa la regola, mentre l'arbitrato secundum codice rappresenta l'eccezione, così negandosi la natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e degli effetti del lodo che di esso è diramazione. In altre parole, la norma che attribuisce al lodo rituale depositato gli effetti della sentenza in realtà non coglie l'intima sostanza dell'arbitrato, ma costituisce il tentativo maldesto di imprimere ex post ed ab extra il sigillo dell'ufficialità legale a un fenomeno di genuina estrazione privatistica. Conclusione con la quale Satta intende sottrarsi, come lo stesso studioso sottolinea, alla statolatria dominante, ovvero alla tirannia della giurisdizionalità. Scelta di libertà, o meglio, come scrive lo stesso Satta, lievito di libertà che, utilizzando proprio le parole di Salvatore Satta, che nei giovani anni animava la ricerca e portava l'autore inesperto a fare il primo dei grandi rifiuti, quello di un istituto arbitrale ricalcato sulla giurisdizione, cioè praticamente tollerato più che concesso da uno Stato artificiosamente concepito come un soggetto monopolizzatore del diritto, un diritto quindi in un certo senso artificiale anch'esso perché reso esterno ed estraneo all'esperienza umana.
Lievito di libertà del resto proprio di Salvatore Satta, insigne studioso, ma anche insigne sardo legato alle proprie origini, che può dirsi porti l'eco di un antico canto sardo, su patriotus sardu a sos feudatarios, inno alla libertà e alla ribellione contro tutte le tirannie. Nei tempi presenti questo è, prima ancora che il lascito dell'insegnamento del giurista, il monito dell'uomo libero alle giovani generazioni. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Angela Guiso e introduco brevissimamente questo convegno, devo dire, con grande emozione. 50 anni dopo la scomparsa di Salvatore Satta è davvero possibile comporre con sempre minore approssimazione il profilo di una fra le più complesse personalità letterarie e giuridiche del Novecento. Nel 1977, con il romanzo postumo Il giorno del giudizio, il grande scrittore aveva consegnato alla letteratura l'immagine eterna di una Nuoro sospesa in un tempo vuoto di storia. Dentro la sua città natale aveva percorso i sentieri della memoria, restituendo l'identità alla gente perduta nel baratro degli inferi. Il passato era risorto dal suolo friabile e carsico. Nessuna terra era stata più leggera di quella che ricopriva quelle ombre e i loro ricordi, mentre lo scrittore demiurgo versava l'inchiostro dello scrivere sui visi, parole e opere, fino a ridare spessore di figura ai simulacri di quel cimitero. I fili della più ampia cultura filosofica si erano annodati con quelli del più rarefatto discorso giuridico e intrecciati alla storia personale e familiare. Insieme avevano cinto individui che solo la morte riammetteva all'idea di società. Nuoro riviveva come vizio assurdo, diventava il talismano necessario per la chiusura del cerchio. Da allora tanto è venuto alla luce, a cominciare dalla Veranda, suo primo romanzo. Il De Profundis aveva nel 1948 seguito il destino delle pubblicazioni Cedam, che era la casa dei suoi scritti giuridici. Ma ancora tanto si è studiato grazie ai vari convegni e interventi, alla pubblicazione degli epistolari alla moglie e a Piero Calamandrei e dei Padrigali mattutini, fonti di insospettati volti di un narratore giocoso e gioioso, così da temperare una qualche visione stereotipata, sebbene ancora qualcosa rimanga di inedito, e sarà il velo finalmente sollevato sull'ultimo periodo della sua vita. Nel frattempo la sua fama si è consolidata anche all'estero.
con traduzioni importanti, come quella per esempio recentissima del De Profundis in Spagna, della Veranda in Germania e il parallelo con il premio Nobel Thomas Mann. La stessa benevola sorte apparenta i testi giuridici più importanti. È con questo convegno di Nuoro che doverosamente si apre la serie dei 3 appuntamenti in suo onore, con i quali si intende rialzare il sipario sul pensiero del giurista, oltre che dello scrittore, fino a studiarne l'eventuale attualità nell'era digitale. Vedremo se, da giurista, autore di innumerevoli opere, come scrive nel libro secondo del processo di cognizione del monumentale commentario, il suo, sono parole sue, invito all'esperienza che non si lascia imprigionare in un metodo sarà ancora oggetto di dibattito. Se la creazione e il metodo si identificano, se ancora si possa parlare di rivoluzionamento, di iconoclastia o peggio per quel che Satta tentava di fare come giurista, o seppure questi temi sono ormai superati. È certo che ci saranno altre ipotesi di lettura in ambito giuridico, così come con una diversa attenzione sarà posta a testi meno conosciuti letterariamente. Qui, come negli altri convegni da noi pensati, alla presenza di eminenti studiosi del diritto e del pensiero giuridico, si è scelto di accostare fini letterati per tentare di ricomporre in modo armonioso il quadro complesso della sua personalità e del suo ingegno multiforme. Nell'augurare un buon lavoro ai coordinatori, ai relatori, ringrazio i componenti del comitato scientifico, i professori Carlo Felice Casula, professore emerito di Uniroma 3, Luigi Nonne e Rosanna Ortu dell'Università di Sassari, la presidente dell'AES, la dottoressa Simonetta Castia, per l'organizzazione degli eventi. Un grazie particolare a chi ha consentito la realizzazione di questo omaggio a Salvatore Satta, in primis alla Regione Sardegna nelle sue varie rappresentanze, all'Istituto Superiore Regionale Etnografico, all'Università di Sassari e all'Accademia di Lincei che accolgono l'iniziativa. Un grazie commosso alla signora Dolores Antequera Satta, qui presente, vedova del professor Luigi Satta, straordinario cultore e divulgatore della memoria paterna, e a Giacomo e Francesco, loro figli, qui presenti. Grazie ancora a quanti ci hanno concesso il patrocinio e a chi oggi apporto i graditi saluti, fra cui adesso avremo quelli graditissimi della Presidente della Regione che ci onora della sua presenza proprio nella città natale di Satta, che è anche la sua e anche la mia. Buongiorno a tutti e a tutte, mi scuso per essere arrivata in ritardo, vengo da Cagliari, la 131 purtroppo ci riserva questi inconvenienti. Sono felice oggi di celebrare insieme a voi il 50° anniversario della scomparsa di Salvatore Satta e per noi questa occasione è motivo di orgoglio, riflessione e arricchimento collettivo per Nuoro, per la Sardegna, ma anche per l'Italia intera. Oggi ascolteremo gli interventi del Comitato Scientifico, ma approfondire la sua figura significa riconoscere non solo il contributo fondamentale del giurista, che ha lasciato un segno indelebile sulla procedura civile, ma anche l'eredità letteraria che l'ha consegnata alla storia della cultura europea. Il Giorno del Giudizio, pubblicato postumo, è oggi unanimemente riconosciuto come uno dei capolavori della letteratura del Novecento italiano.
I 3 convegni che accompagnano questo anniversario a Nuoro, a Sassari e a Roma rappresentano non soltanto momenti di studio, ma anche tappe di un memoria viva, un percorso di memoria viva, la memoria di un intellettuale che con le sue opere ha saputo illuminare i nodi profondi della condizione umana. Satta, con lo sguardo acuto e implacabile che gli era proprio, ha saputo raccontare la sua Nuoro, di inizio secolo, un borgo di 7.000 anime, che attraverso le sue pagine si è trasformato in un microcosmo universale. Come nelle voci dell'antologia di Spoon River, che spesso la critica ha accostato a suo romanzo, ha dato vita a personaggi e vicende che restituiscono non soltanto ritratti individuali, ma anche veri e propri affreschi sociali e antropologici. Ha portato in letteratura la voce di un mondo che altrimenti sarebbe rimasto nell'ombra, offrendo a noi lettori strumenti di comprensione e di testimonianza. La sua vita, divisa tra l'impegno accademico, fino al ruolo di preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, e la passione letteraria, ci restituisce una figura di intellettuale completo, che ha cercato per tutta la vita il senso profondo dell'esistere. Questa tensione ideale emerge non solo nel giorno di giudizio, ma anche nelle altre opere, nelle lettere, nelle testimonianze di chi l'ha conosciuto. Come Regione Sardegna abbiamo scelto di dare un segnale forte. Nel 2025 ricordiamo, oltre a Salvatore Satta, altre ricorrenze che parlano di grandi intellettuali e autori sardi. I 30 anni della morte di Sergio Azzeni, i 100 anni della nascita di Nereide Rudas, i 10 anni della scomparsa di Albino Bernardini, i 50 anni della morte di Emilio Lussu. Ognuno di loro ha dato voce e dignità alla nostra terra. Per questo mi piace ricordare oggi davanti a voi che con una delibera di giunta abbiamo stanziato a favore degli enti locali coinvolti le manifestazioni celebrative che saranno capaci di diffondere e tramandare la loro opera. Sono figure che hanno reso universale la Sardegna e leggere i loro scritti significa ancora oggi capire meglio chi siamo e dove stiamo andando. Sono autori preziosi per interpretare le svolte della nostra storia. Il loro insegnamento continua ad illuminare il nostro presente. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a chi ha reso possibile queste giornate di studio, il Comune di Nuoro, il Comune di Sassari, l'ISRE, l'Università degli Studi di Sassari, l'Ordine degli Avvocati di Nuoro, l'Associazione Editori Sardi, l'Accademia Nazionale dei Lincei, in modo particolare il Comitato Scientifico, che proprio con il proprio lavoro ha reso possibile la qualità e la profondità di questo percorso. Buon lavoro a tutti, io ascolterò molto volentieri. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Giacomo Satta, il nipote di Salvatore Satta. Dovrei portare una testimonianza, la mia testimonianza tuttavia è derelato, indiretta, nel senso che il nonno ha conosciuto me, ma io non ho ricordi di lui. Parlavamo con mio fratello Francesco, che è presente anche lui in questi giorni di questa occasione, e lui mi diceva che lui ha un unico ricordo, perché io sono nato nel 72, mio fratello nel 70, e appunto sono passati 50 anni dalla scomparsa di nostro nonno. Quello che posso dirvi e voglio dirvi è qualcosa sulla figura privata di Salvatore Satta, nel senso che oggi gli illustri relatori parleranno del personaggio pubblico e tuttavia accanto al personaggio pubblico c'è il personaggio privato e quindi c'è il tema degli affetti familiari. Ecco, io porto questa voce a nome di mia madre, che era la nuora di mio fratello Francesco, di mio fratello Giovanni, di mio zio Filippo, che è il figlio ancora in vita, delle mie cugine Tana e Ignazia. Ecco, noi siamo molto emozionati perché trascorsi 50 anni, sono tanti, mezzo secolo dalla scomparsa di nostro nonno, che ancora se ne parli è una cosa che sul piano degli affetti familiari ci emoziona moltissimo. Volevo dire solo una cosa cui faceva cenno la professoressa Guiso. Abbiamo tutti letto in famiglia ovviamente gli scritti diciamo letterari del nonno. Io faccio l'avvocato, sia pure in un ambito molto diverso perché sono un avvocato penalista, e certo ne emerge una figura talvolta cupa, tragica, in particolare nel giorno del giudizio che ho riletto in questi giorni, e tuttavia ecco è una parziale verità, nel senso che, come diceva
la professoressa Guiso, nel lessico familiare, nella memoria familiare, non è questo quello che è rimasto, nel senso che certamente era una persona della cui levatura intellettuale è testimonianza questo convegno, ma era una persona, ci si racconta, la nonna, la moglie di Salvatore Satta, l'abbiamo conosciuta molto bene, Laura Satta Boschian, che mi piace ricordare in questa occasione, era una persona in realtà appunto gioiosa, molto spiritosa, credo che forse il professor Vaccarella ce lo potrà confermare, e quindi in parte diversa, certo con una tensione metafisica, no? Una sua religiosità sarda, però una persona allegra. Ecco, nella memoria familiare di lui c'è anche questa parte, quindi questa parte che ci tocca molto da vicino è quella che è più emozionata di stare qui. E concludo, un ultimo pensiero va a mio padre, Luigi Satta, che ha fatto il fisico nella vita, è morto circa 3 anni fa, che davvero è stato, anche lo zio Filippo naturalmente, ma davvero lui ha coltivato sia le memorie di suo padre e sia la parte affettiva, ecco. E quindi io, come testimonianza dei relato, questo posso dire, che appunto era una persona allegra a modo suo, e che certamente i suoi eredi sono davvero emozionati di questa occasione di studio sulla sua figura. Vi ringrazio gli organizzatori e i relatori. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. I cosiddetti saluti istituzionali in questa occasione sono stati molto di più di quanto siamo soliti sperimentare. Essi sono stati, mi sembra, tutti impeccabili e soprattutto sono stati anche emozionanti per molti aspetti. Il convegno precedente, quello che la professoressa Serra ha avuto la bontà di ricordare, da me organizzato nella vecchia Sapienza di Roma, e quelli che seguiranno difficilmente potranno catalizzare il grado di partecipazione emotiva che invece già è emerso essere caratteristico di questo nella città natale di Salvatore Satta. Capita al professor Vaccarella e a me di essere stati successori, sia pure non immediati. Ci sono stati altri studiosi dopo che Satta è andato in pensione e poi è mancato, e prima Vaccarella e poi io gli succedessimo nella cattedra di diritto processuale civile. E quindi la presenza di Satta è ancora molto avvertita nella facoltà di giurisprudenza, nell'istituto, nel dipartimento oggi, ma insomma nell'istituto di diritto processuale civile, e tuttora nella stanza che abbiamo occupato. Vi sono molti libri che non sono i libri strettamente di diritto processuale civile, che sono libri di cultura collegata certo con il diritto, perché sennò non sarebbero stati acquistati dall'università, ma testimonianza degli interessi particolarmente aguzzi e talora imprevedibili di Salvatore Satta, per esempio libri di antropologia giuridica, ovviamente, o di antropologia tout court addirittura. E quindi quando mi sono reso conto che stavano maturando purtroppo già i 50 anni dalla morte, mi sono subito fatto promotore di un'iniziativa convegnistica esattamente nell'aprile, vale a dire esattamente nel mese in cui Salvatore Satta è mancato, e abbiamo pensato di organizzarla, e molti erano presenti, nella vecchia sede dell'università, anche se Satta ovviamente ha insegnato nella nuova sede che si è aperta nel 35-36, ma certamente aveva frequentato la vecchia sede, e in particolare l'edificio della Sapienza, quello che contiene la biblioteca alessandrina, perché lì sarà andato certamente a studiare. Lì sono avvenuti i concorsi a cui lui ha partecipato prima come candidato, vincitore, molto molto giovane, e poi anche come commissario. Lì sono avvenute le libere docenze, lì è avvenuta la formazione di quel milieu
particolarmente vivace, particolarmente stimolante, che vede la classe dei processual civilisti avere un ruolo tutt'affatto particolare. Satta è stato per certi versi il più impressionante, ma non l'unico fra i processual civilisti che hanno avvertito l'esigenza di andare oltre, molto oltre, la tecnicità della materia. Bisogna ricordare quindi che Satta, in relazione qualche volta anche polemica, ma sostanzialmente di contributo unitario, si è confrontato, si è formato prima e si è confrontato poi con processualisti che hanno questa vocazione, in una parola non si può negare che sia da definire filosofica. A cominciare quindi da Chiovenda, da Redenti, ma poi a proseguire con quella sorta di Dioscuri che furono Carnelutti e Calamandrei, e con una serie di altri processualisti inquieti, certo non misteriosi quanto Salvatore Satta, donde il titolo di quel convegno, di cui crediamo di riuscire a pubblicare gli atti e desidereremo poterlo fare anche con un apparato fotografico che ci sembra aiuti a illuminare proprio quel carattere così significativo ai miei occhi che è emerso nell'intervento di Giacomo Satta. Vale a dire, con l'apparato fotografico ci può far capire un po' meglio che i pensieri talora direi spessissimo, amari, profondi, ma avvolti quasi in una sentimentalità inconsueta di questi tempi del nostro, si accompagnavano però ad una esperienza di vita che era varia, vivace, piena di stimoli, nutrita, io credo, immagino, anche dalla caratteristica della signora Satta, di Laura Boschian, che era triestina, mi pare triestina, non friulana, e che, per quel che conosco io i triestini, ma per quel che abbiamo letto di tanti autori triestini, non potevano non aver comunicato a Salvatore Satta anche un elan e un brio e dei momenti, diciamo così, di umorismo assolutamente utili, quasi indispensabili per poter affrontare il peso dell'esistenza. E non è stato ancora ricordato, ma Laura Boschian ha scritto un'autobiografia che l'editore, con discutibile scelta, secondo me, ha intitolato Una vita con Salvatore Satta. Dico discutibile scelta perché Laura Boschian per un lungo periodo è stata la moglie di Salvatore Satta, ma emerge da questa sua autobiografia quanto in realtà prima e dopo abbia avuto, ovviamente, naturalmente, la vita di una intellettuale studiosa di slavistica, di letteratura russa, ma non solo di letteratura russa nel modo tradizionale, ma di rapporti soprattutto fra l'intelligenza russa e il potere autocratico che caratterizza, diremmo da sempre, dopo l'esperienza dei tartari e fino ad oggi purtroppo, la vita di questo popolo così affascinante, così inquietante e così vicino, nonostante tutto, al nostro sentire. Quindi mi è parso giusto ricordare in queste piccole parole di esordio, prima di assumere il ruolo di colui che dà la parola ai vari relatori, che in qualche modo una lunga vita matrimoniale in cui si dice che lavorassero in due scrivanie contrapposte nella stessa stanza non può non evocare, al pari di Salvatore Satta, anche l'altra figura parimenti intellettuale e parimenti stimolante di Laura Boschian, i cui libri mi è capitato di leggere, credo, quasi tutti in questi mesi di preparazione, e trovo molto stimolanti e bisognosi non solo l'autobiografia, ma anche quelli di storia della letteratura russa e del suo rapportarsi al potere autocratico della massima attenzione. E io credo che se si guarda l'opera letteraria di Satta, il bello di questo convegno è di unire la percezione giuridica a quella letteraria, si noterà uno sviluppo anche stilistico, dalla Veranda al De Profundis fino al Giorno del Giudizio,
che in qualche modo, io immagino, congetturo, rechi la traccia anche di tutto questo lavoro comune, di questi lunghi discorrere, di questa attività a tambur battente vis-à-vis con chi studiava i temi che ho poc'anzi evocato e che sono quindi in qualche modo come quasi degli armonici, delle note intonate da Satta, tuttora percepibili. Adesso ho il grande piacere di chiedere di svolgere la sua relazione all'amico Romano Vaccarella, che è stato mio predecessore alla Sapienza, ma che è stato, in questo momento conta ancora di più, assistente di Satta in un periodo non lunghissimo, ma neppure brevissimo, della vita di Satta come professore, prima che egli fosse admis à la retraite, e sì, come dice lui, e si cominciasse a concentrare in quella rievocazione così toccante che è tipica appunto della sua opera maggiore e stilisticamente più impegnativa, che è appunto Il giorno del giudizio. Prego, Romano. Grazie Claudio. La mia, più che una relazione, sarà una sorta di ulteriore testimonianza diretta stavolta, perché appunto il mio rapporto con Salvatore Satta si è protratto da quando ho sostenuto con lui l'esame di diritto processuale civile e mi chiese se avevo già chiesto la tesi, e io rinunciai alla tesi incostituzionale che avevo chiesto sulla sua sollecitazione, ma perché non la fa con me la tesi? Quindi dal 63 fino alla morte, e direi fino a quando, quindi integrerei i ricordi di Giacomo, con Francesco, il primo adorato nipote di Satta, facemmo l'ultima passeggiata prima che si manifestasse il male che poi l'avrebbe portata alla tomba. E ricordo ancora il giorno, era l'antivigilia di un lungo ponte festivo, all'epoca si festeggiava 1, 2, 3 e 4 novembre, era il 31 ottobre del 74. Ho dato alla relazione, su sollecitazione di Angela, che voleva un titolo, Satta e il diritto processuale civile, non perché voglia parlare dei suoi rapporti con la materia, ma direi proprio con il nome della materia. Satta scrisse tra i tanti saggi, ne scrisse uno raccolto nel volume Soliloqui e colloqui di un giurista, intitolato appunto al diritto processuale civile, al nome, a come cioè la nostra disciplina aveva preso questo nome in luogo, come diceva lui, della bonaria procedura civile, che era il nome precedente della materia. Lui questo cambio di sesso, come lo chiamava lui, della procedura civile, da femminuccia a maschietto, lo ravvisava in una data precisa, 3 febbraio 1903, cioè il giorno in cui Giuseppe Chiovenda tenne a Bologna una relazione sull'azione e il sistema dei diritti, che sarebbe stato, diciamo, poi identificato come il momento fondativo della nuova scuola del diritto processuale civile, che passava dalla mano dei cosiddetti proceduristi, i Mattirolo, Saredo, Gargiulo, dei primi anni dell'Unità d'Italia, fino ai nuovi processualisti, e quindi questo cambio di sesso coincideva col fatto che Chiovenda
in quella circostanza Chiovenda, badate, non aveva ancora 31 anni all'epoca, quando fece questa relazione, fece questa prolusione all'Università di Bologna. E nelle note che poi figurano nello scritto pubblicato nei saggi di Chiovenda, che si aprono appunto con questo primo scritto di Chiovenda, l'azione nel sistema dei diritti, nel quale ha 25 pagine circa di testo, seguono poi circa 80 pagine di fittissime note. Chiovenda all'inizio descrive lo stato della materia come uno stato miserevole, uno stato, vi faccio presente che si diceva che la procedura civile non era materia degna di una cattedra, ma semmai di un insegnamento annuale, e diceva Chiovenda che tutto ciò dipendeva, col buono e col cattivo che le leggi e la dottrina francese ci offrivano, noi derivammo di Francia anche questo pessimo nome di procedura, col quale designammo non solo le nostre leggi processuali, ma ancora lo studio teorico e l'insegnamento universitario del diritto processuale. E concludeva questo passaggio parlando di invasione del codice francese in Italia, il codice Napoleone del 1806, procedura civile, così concludeva questa nota: così dicasi una buona volta diritto processuale. Cioè Chiovenda propugnava questo cambio di sesso e in effetti anche in questo Satta era consapevole. Con questo effetto, l'effetto che produsse questa prolusione di Chiovenda nel 1903 fu quello di rendere la disciplina del processo civile una disciplina all'avanguardia delle altre discipline giuridiche. Diciamo, abbiamo tutti noi processualisti da allora in poi migliorato la nostra considerazione nel mondo del diritto, e Satta era perfettamente consapevole di questo. Ne era consapevole, ma diciamo, si interrogava anche su un punto altrimenti diciamo singolare. Come poteva accadere che da un momento all'altro, in quel giorno, dal 4 febbraio 1903, tutta la vecchia scuola processualistica scomparisse, si dileguasse all'orizzonte? Cioè sembrava uno tsunami, come il meteorite che pare abbia distrutto in un attimo i dinosauri, che aveva scompaginato la situazione del diritto processuale civile, facendo scomparire la scuola dei processualisti. Lui su questo rifletteva e su questo ebbe, a mio avviso, una influenza decisiva la scoperta di un autore, Ludovico Mortara, che certamente aveva letto, perché era uno dei padri nobili della procedura civile, ma che diciamo aveva letto ma non aveva studiato a fondo. Come dice lui stesso, era di quelle letture che si facevano per addottrinarsi, per mostrare di essere addottrinati, più che per imparare qualcosa da quelle letture. E lui scoprì la figura di Mortara in occasione di un convegno a cui fu invitato, di una iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel 1967, e gli dedicò a questa rievocazione di Mortara una produzione, un intervento che intitolò Attualità di Ludovico Mortara.
Badate, nei soliloqui e colloqui del giurista, per Satta i soliloqui sono gli scritti giuridici che vi compaiono. I colloqui sono le rievocazioni che lui ha fatto dei grandi personaggi, da Redenti, Calamandrei, Mossa, Capograssi e così via, e tra i quali c'è Mortara, nel quale scoprì, diciamo, un'affinità così intensa che in qualche modo lo portò ad identificarsi con lui. Mortara chi era? Era uno che, nato nella parte austriaca dell'Italia nel 1855, divenuto italiano con la terza guerra d'indipendenza del 1966, figlio di un rabbino di Mantova, era riuscito, come racconta lui stesso, da figlio del rabbino, ad arrivare ai vertici di tutte le istituzioni, e che aveva cominciato studiando la procedura civile e diventando in brevissimo tempo, il dominus della disciplina. Mortara nel 1894 conquistò la cattedra prestigiosa di Napoli all'epoca, non quella di Roma, perché a Roma c'erano al vecchio Saredo la tradizione della procedura civile dell'Università di Roma, che nasce nel 1871 quando Roma diventa capitale d'Italia. Vede prima questo vecchio procedurista Saredo, del quale abbiamo ancora in istituto un ritratto, poi il succeduto Galluppi. Saredo passa al Consiglio di Stato, lascia la cattedra, gli succede Galluppi, e c'era questo Galluppi abbastanza giovane che occupava questa cattedra, e Ludovico Mortara stava a Napoli. Poi a un certo punto anche Galluppi passa al Consiglio di Stato, diventa presidente del Consiglio di Stato e si libera la cattedra di Roma. La logica avrebbe voluto che Ludovico Mortara, autore di un commentario monumentale, di una voce appello che occupa un intero volume dell'enciclopedia del Digesto, succedesse a Galluppi. In realtà a Roma c'era, che dominava la materia, c'era Vittorio Scialoia, e lì per motivi di affinità culturale Scialoia intendeva, che era diventato padrone sostanzialmente della facoltà a poco più di 30 anni, voleva un germanista, come diceva lui, uno che studiava il tedesco. Mentre Mortara ci racconta poi in un manoscritto che lui questi germanisti non li sopportava, che lui aveva la fatica che faceva nel leggerli, non valeva la pena, non valeva alla fine la pena di sprecare tanto quel tempo, perché si trattava solo di formule arzigogolate per esprimere concetti banali. Comunque Mortara si vide sbarrata la strada della chiamata all'Università di Roma e lasciò l'università. Primo caso di un passaggio dall'università e poi del più grosso esponente di una disciplina alla Corte di Cassazione, in base a un calcolo per il quale lui a 60 anni sarebbe diventato primo presidente della Corte di Cassazione, cosa che poi avvenne. Ecco, Satta, davanti a questa scoperta del perché Mortara aveva lasciato l'università ed era passato alla magistratura,
della quale poi Mortara non aveva il minimo un concetto estremamente negativo, parla di miserrimo stato culturale dei nostri giudici, quindi lui passa, dice primo, preferisco essere primo in magistratura che discepolo di una università dominata dai germanisti, e Satta si identificò nettamente in questa figura di Mortara. Per lui la sua posizione nell'ambito della scienza giuridica era l'equivalente di quella che aveva sentito e subito Mortara quando si era visto sbattere in faccia la porta della facoltà di Roma perché non era all'altezza dei nuovi disegni che erano, sui quali poi sarebbe cresciuta la nostra disciplina. Quindi questo passaggio dalla servitù, come diceva Chiovenda, verso il codice francese, il passaggio invece al rapporto con la dottrina e la pratica dei paesi di lingua tedesca. Satta avvertì molto questo passaggio, si identificava in Ludovico Mortara, si sentiva cioè isolato e il suo isolamento lo manifestò in una serie di scritti veramente polemici. Lui arrivò al punto che la pubblicazione di una sua controrecensione a una recensione a un libro di Ferdinando Mazzarella sul titolo esecutivo, lui oppose una controrelazione intitolata Sottofondo di una polemica sul titolo esecutivo, in cui praticamente metteva all'indice tutto il gotha della disciplina, da Lippmann, Garbagnati, Denti, Andrioli, che lui chiama i dragonetti, perché dice che avevano preso al posto del drago Carnelutti, che era il solo che dirigeva la rivista del diritto processuale civile, si erano sostituiti come in un consiglio di amministrazione 12 personaggi che lui chiamava, come se la quantità potesse supplire alla qualità, li chiamò i dragonetti, ricordando il mito di Cadmo, e cioè di quel drago che era stato ucciso, i cui denti erano stati seminati, e da questi denti erano nati 12 dragonetti, come li chiamava lui. E aggiungeva, il mito si svolgeva in Beozia, se ricordo bene, ma questo non c'entra. Dopo questa pubblicazione, ovviamente pubblicazione che creò uno sconquasso nella direzione della rivista trimestrale di diritto e procedura civile, perché fu autorizzata la pubblicazione di questo scritto. Satta era condirettore della rivista trimestrale, ma gli altri non volevano pubblicare questo scritto perché offensivo. Carnacini si impose, lo fece pubblicare, ma uno scritto successivo non fu pubblicato, le riviste della materia si rifiutarono di pubblicarlo e Satta a questo punto cominciò a scrivere la sua rivista, I quaderni di diritto, del diritto del processo civile, cioè si pubblicò una sua rivista nella quale scriveva liberamente, e quindi nel numero che ho qui davanti, il numero 3, c'è appunto quella esaltazione della libertà espressa dall'arbitrato che lui aveva celebrato nella sua prima monografia pubblicata quando aveva 29 anni, e ricordando che il codice di procedura civile
del 1865 si apriva con l'arbitrato, mentre il codice del 1942, quello attualmente vigente, si chiude con l'arbitrato. Cioè questo passaggio dall'esordio nel codice dell'arbitrato, che lui definisce un nobile e consapevole sacrificio della sovranità detentrice della giurisdizione alla libertà, perché lui nell'arbitrato ravvisava il sintomo di un ordinamento libero, la collocazione in fondo al codice come ultimo istituto dell'arbitrato tra i procedimenti speciali, quindi tra i procedimenti ancora governati dallo Stato, come era poi l'arbitrato iniziale del codice 1942, prima delle grandi riforme che poi si sono seguite, era il sintomo per lui di un codice dominato, come scrive sempre in una pagina di questo quaderno, dal cupo dominio del giudice. Il processo civile lui lo vedeva, dopo la riforma voluta dal regime, guardasigilli grandi, con la cooperazione di Calamandrei, notissimo antifascista dell'epoca, ma che tuttavia collaborò perfidamente con Grandi nella redazione del codice. Lui vedeva nel codice nato e che non a caso la relazione al codice scritta da Calamandrei, ma in un passo aggiunto da Grandi per la verità, viene definito il più mussoliniano dei codici. Lui vedeva un codice illiberale perché dominato dalla figura del giudice che comprimeva la libertà delle parti nella gestione del processo. Quindi Satta, diciamo, e vorrei qui terminare questo ricordo tra il personale e l'impersonale, Satta era combattuto, era certamente una personalità complessa, combattuto tra la consapevolezza che il sistema, del quale poi era espressione il nome diritto processuale civile, aveva sollevato la materia da uno stato, diciamo, di servaggio verso il diritto civile, al fatto che questo servaggio, questa liberazione dal servaggio al diritto civile era pagato in termini di disciplina che esaltava troppo l'aspetto concettualistico. Lui, in un passaggio, commentando quella che chiamava la giurisprudenza dell'epoca, diceva a un certo punto: il giudice italiano non condannerebbe laddove ha condannato il giudice francese. Ci si faceva il caso, c'era un libro, recensendo un libro che parla di diritto comparato, del quale diceva non si possono comparare i diritti, vanno comparate le esperienze, ciò che il giudice francese farebbe e ciò che farebbe il giudice italiano in una situazione simile, a parità di disciplina. La comparazione non ha senso fatta tra ordinamenti, in Francia è così, in Italia è così. La vera comparazione, il diritto comparato, è quello che si fa nel concreto. E allora prendeva ad esempio questo libro in cui si parlava del dolo, del trattamento del dolo in Francia e in Italia, dicendo: il giudice italiano è restio a valutare gli aspetti che siamo soliti chiamare morali delle situazioni, ma sono strettamente giuridici, se ben si intende il diritto. Egli ha quasi la vocazione dell'assurdo, non si cura minimamente delle conseguenze del suo fare. Anche in questo quaderno ne ho offerto incredibili esempi. Ma da dove questo deriva? Secondo me l'effetto della nostra educazione scolastica, del narcisismo teorizzante,
dell'abito mentale che ci siamo formati e imponiamo agli altri e che si traduce in costume. E poi, se di servitù vogliamo parlare, questa è la vera servitù spirituale, che è però una servitù della società che ha generato questi giudici, della scuola nella quale noi li abbiamo formati e li formiamo, rendendoli indifferenti alle conseguenze del loro operato, proclamando appunto e tramandando nei secoli il falso principio adducere inconvenienze con quel che segue. Ecco, Satta era combattuto tra la consapevolezza che un certo ordine nell'esposizione, nel sistemare la materia, produceva degli effetti benefici e i riflessi che questo poteva avere sulla mentalità, sul costume, su quello che lui chiamava l'esperienza giuridica. Era, diciamo, come ultima testimonianza posso dirvi che anche nella sua duplice veste di giurista e di scrittore libero, di autore di romanzi, lui non ne parlava in questi termini. La mattina mi sveglio presto, non riesco a dormire oltre le 4, mi metto lì e butto giù degli appunti su quando ero ragazzo a Nuoro. Questo era ciò che diceva il giorno del giudizio, che poi sarebbe stato, il cui manoscritto sarebbe stato scoperto in un fascicolo dell'azienda comunale elettricità e acque di Roma, della CEA, della quale era avvocato, aveva avuto delle pratiche e nelle quali inseppava queste pagine manoscritte. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Romano. Vedo che ci sono un sacco di giovani, credo, delle scuole secondarie della città che sono affluiti. Sono universitari? Vabbè, siano quel che siano, sono giovani. E questo mi pare che faccia sì che in questo momento noi potremmo forse appunto, esatto, stavo appunto giungendo a introdurre un piccolo intermezzo poetico di Mario Cherchi che sicuramente interesserà ancor più forse delle nostre discussioni i giovani, siano essi universitari o ancor più giovani, presenti. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per questa grandissima opportunità che colgo l'attimo per poter fare almeno 2 minuti di poesia in ricordo di Salvatore Satta, di cui ho scritto la sua vita mettendo anche il giorno del giudizio, che poi lascerò la copia, una al nipote Giacomo e poi l'altra la lascerò all'assessorato alla cultura di Nuoro. Fi Don Sebastiano e Valentina, chi su 1902 so sistimador genitoris tuoso, tandadus ana via barbaricina, e resta pos eterno che divina, figura de nottabile scongruoso, caso saggio raccontor de onore, fin de su predilettus salvatore. In nugoros a forense carriera, chi in Filippo catifrade pu guida, ma parsis a Milano posa grida, ade giurista catenias si spera, Zanzuchi su docenti cusa era, chi in sanu tirociniu posa vida, t'ha fatto de su foros avocado, su menzus avocado lumenado. Sa tristura de s'anima profunda, sa vena t'alimenta chi in sapinna, che frama catinche su da salinna, de cenere t'ammenta suriunda, sa morte solitaria e fecunda, depone sai manca in d'una minna, sa croce prus effimera de ferru, in d'unu campus santu pos interru. A sa trista dulucu frequente, non mancar de bannare po dovere,
coscienza morale piaghere e ti spingit un spirito credente, dai coro sostenese in mente, sor mortos che non tenen prus podere, cadavere sepoltos che ne gloria, ma tu e los ammentas in memoria. Dae sollaros profundor de satanca, sintennes in tumbida e subintu, ma tu e dignitoso posammentu, presenta solidale assai manca, ca ses unico de sano sentimentu, ca affronta sa morte a faccia franca, manca ridensa estrema dispedida, ma tu e los ammenta regalo in vida. Grazie. Beh, devo dire che anche il suono, oltre che il significato, era particolarmente toccante, drammatico ma al tempo stesso vivace e allegro. Fra gli altri si è sentito un nome, Zanzucchi. Allora, solo così prima di passare la parola al professor Onofri che ci sposterà sullo stile del Satta, principalmente letterato, ma anche del Satta giurista. Allora, Satta si reca innanzitutto al liceo di Sassari, a quell'eccellente liceo Azzeni che c'era e spero ci sia ancora in piena funzione a Sassari. Dopodiché comincia un pellegrinaggio presso varie facoltà di giurisprudenza, nel senso che era inquieto anche come studente e quindi ne passa 3, Pavia, Pisa e finalmente Sassari, cioè torna a Sassari dopo 2 facoltà nel continente. All'inizio non ha voti grandiosissimi, spicca il volo soprattutto alla fine a Sassari, laureandosi con il professor Mossa su un tema a cavallo fra il processuale e il fallimentare, forse più di fallimentare. Sì, possiamo anche dire qual è il tema, se volete entriamo nel dettaglio, le revocatorie, il sistema delle revocatorie. Ma insomma, il bello è che allora si poteva quasi ignorare la media degli esami nel dare il voto di laurea. E quindi lui si laurea con 110 lode, ancorché la sua media fosse una media, 95 forse, una cosa così. Tanta era, diciamo così, la bontà della tesi e l'impressione che fece prima su Mossa e poi sulla commissione. Comincia a fare, questo lo sapete, l'avvocato qui a Nuoro, per ragioni di famiglia, ma non si trova bene, o non si trovano bene i clienti con lui, forse entrambe le cose. E quindi va a Milano per coltivare gli studi, probabilmente anche in avvocatura nella città di Milano, tanta propizia all'avvocatura, ma anche in diritto processuale civile, non quindi la materia esattamente della sua tesi di laurea, ma la materia che cominciava in qualche modo ad abbracciare, alla Università Cattolica di Milano. Io ho insegnato per quasi 10 anni in Cattolica a Milano e nel primo cortile c'era un albero che si chiamava lo Zanzucchi, perché era un albero che aveva la testa un po' piegata. E lui andò a studiare da Zanzucchi. Fra l'altro, un altro allievo di Zanzucchi, molto più giovane di Satta, era proprio uno dei suoi bersagli polemici, cioè Edoardo Garbagnati. Quindi c'era anche così questa situazione per cui fra allievi dello stesso maestro, evidentemente molto diversi, Garbagnati era proprio lombardo, come dice il nome stesso, ci sarà stata qualche frizione, forse anche giovanile, sicuramente di metodologia, che poi è emersa in maniera cosa stai dicendo? È esplosa. Sì, è emersa. Se non drammatizziamo oltre misura. La vita scientifica è fatta di polemiche, è fatta di vivacità, non bisogna essere permalosi e per quel che ne so, insomma, le cose poi non furono così drammatiche, prova ne sia che Satta in realtà non era un estraneo all'establishment. Se fu eletto preside della Facoltà Giuridica di Roma, tanto estraneo all'establishment non poteva essere. Comunque volevo poi giungere a un punto forse importante prima di dare la parola al professor Onofri. Contemporaneamente, anche per ragioni di salute polmonare,
a questo periodo sopra Merano, direi sopra Merano, in cui di cure nel sanatorio, molto alla Thomas Mann, molto alla montagna incantata. Quelle di Merano non sono poi montagne così incantate, per la verità, come quelle svizzere. E scrive La Veranda. La Veranda la presenta al premio Viareggio, mi pare, no? Ottiene il voto di un solo giurato, Moretti, e non viene quindi coronata la sua aspirazione a entrare nel mondo della letteratura. A questo punto si rassoda l'interesse di Satta per il diritto e comincia la sua carriera, che lo porterà appunto molto giovane in cattedra a scrivere il libro sull'arbitrato e poi via via tantissime altre opere. Ecco, è significativo questo fatto di un inizio di vita parallela sul piano letterario. Qualche volta ciò che sembrano sventure sono invece cose propizie. La non promozione nel concorso, chiamiamolo così, letterario della Veranda, probabilmente alla fine è stata una grande fortuna per Salvatore Satta. Almeno io così la penso. E anche per la letteratura, perché magari non sarebbe venuto fuori il giorno del giudizio se non alla fine, con l'inizio del pensionamento, di uno che ha vissuto intensamente gli studi e la pratica giuridica e che dunque riesce a rievocare queste persone che ha conosciuto da ragazzino qui a Nuoro, probabilmente prima di recarsi al liceo di Sassari. Va bene, ho fatto questo piccolo intermezzo soltanto così per dire quanto abbiamo gradito questi versi. Adesso il professor Massimo Nofri dell'Università appunto degli Studi di Sassari, critico letterario molto noto e di vastissimi interessi, ci avrebbe parlato di qualche ipotesi su Salvatore Satta, prosatore spurio e di pensiero. Poi però ha rimeditato questo titolo e il titolo nuovo ce lo dirà egli stesso assieme ai contenuti. Grazie. Grazie. Una sola battuta sul rapporto dei premi con la letteratura. Diciamo, lo dico anche da giurato dello Strega dal 1995, credo che i premi alla letteratura non abbiano nessun rapporto, soprattutto oggi, e anche dall'inizio mi ricorderò la famosa polemica, le dimissioni di Pasolini, gli scandali vari. Insomma, i premi non fanno bene alla letteratura, fanno bene alle tasche di chi li riceve e basta, che non è una cosa. Questo significa che se mi vedrete candidato a un premio letterario, ciò sarà dovuto al fatto della necessità di guadagnare qualche denaro, diciamo, visto che la letteratura è povera e nuda. Così, piccola battuta, e quindi è stata una fortuna di questo grandissimo scrittore. Allora il titolo è La pagina e la crepa, Salvatore Satta oltre il romanzo. Quando leggerò, ma sarà spero più piacevole per voi, così riesco a stare nei tempi, diciamo, prefissi, considerata la mia incontinenza, che chi mi conosce sa, e quindi a vostra garanzia leggerò. Quando a un convegno palermitano di moltissimi anni fa mi capitò di conversare con George Steiner, che parlava in un elegantissimo italiano, non mi sorpresi del fatto che conoscesse assai bene la letteratura italiana del Novecento. Aveva letto persino, pensate un po', la storia di Sciascia di un giovane critico viterbese sconosciuto. Sicché non mi sorpresi quando sul Corriere della Sera del 4 novembre 2003, celebrando quelli che riteneva i veri capolavori della letteratura italiana del Novecento, citò 2 soli libri, Orcinus Orca di Stefano Del Rigo e Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Per mio conto non avevo bisogno di essere convinto, perlomeno quanto al valore del romanzo del giurista sardo. Sul Del Rigo qualche perplessità invece ce l'ho ancora. E però quelle parole, formulate da un campione della cultura mondiale nel segno di un'idea in qualche modo solenne della letteratura, davano molto da pensare. Non ero del tutto sprovveduto, insomma, nella mia ignoranza, diciamo, quanto alla bibliografia critica. Avevo già letto, ricordo qualche titolo, come in un giudizio, Vita di Salvatore Satta, ricordare qualche titolo fa bene, credo così, anche per i tanti giovani che ci stanno, che è del 2002 di Vanna Cazzola Stacchini. Sarebbero poi arrivati il saggio incluso nella Grande Sera del Mondo, romanzi apocalittici nell'Italia del benessere, che è del 2004, di Bruno Pischedda, e L'idillio ansioso, Il giorno del giudizio di Salvatore Satta e la letteratura delle periferie 2005, lo voglio ricordare,
del mio collega Stefano Brugnolo, che ha insegnato a Sassari prima di trasferirsi e che purtroppo è venuto a mancare da poco, diciamo, così giovane, ancora così vivo nella ricerca, diciamo, e nella scrittura. Proprio lì, in questo libro di Brugnolo, la Nuro di Satta veniva assimilata alla Oblomovka di Goncharov, alla Macondo di Marquez, quindi guardate la prospettiva, diciamo così, alla Sicilia di Tommasi Lampedusa e a quella a me particolarmente cara, alla Nataka di Brancati, che è a Catania ovviamente, e via dicendo. Non entro poi nel merito delle riedizioni diversamente filologiche del capolavoro, diciamo, di Satta, perché la questione, soprattutto sui toponimi e quasi tutti gli antroponimi, si complicherebbe di molto. In seguito, lo ricordo volentieri, Pischedda avrebbe messo capo al notevole volume Satta, il capolavoro infinito, Memoria e misteri nel giorno del giudizio. Ora, qui presente, mi imbarazza, non posso non ricordare, è arrivato da poco in libreria, un libro molto denso di Angela Guiso, Salvatore Satta, una biografia letteraria, su cui adesso mi appoggio perché viene bene, diciamo così, mi perdonerà, diciamo, Angela, se la metto al centro dell'attenzione, che non manca di dar conto degli studiosi che l'hanno preceduta, mettendoci a disposizione anche una ricca bibliografia, perché per esempio raduna tutti gli scritti, ovviamente compresi gli articoli apparsi sul Gazzettino e il Tempo, che mi sembrano molto interessanti, e poi si confronta con la Fortuna Critica. Senza dire poi delle note che puntualmente documentano le varie intersezioni della vita di tanti personaggi, alcuni li abbiamo sentiti evocare qua, ma per me, diciamo, letterato, aver avuto informazioni su tanti giuristi, diciamo così, eccetera, è stato davvero utile. Allora, Angela Guiso non trascura nulla del materiale edito e inedito consultato, a partire da quello epistolare, sicché anche il lettore specialista, anche il lettore, diciamo, non specialista ha avuto e potrà avere la possibilità di imbattersi in tante sorprese. Cioè, magari in una lettera del 1971 spedita al giurista palermitano Bernardo Albanese, dove, parlo da Viterbese, la vista dell'oraziano Soratte sollecita nello scrittore, le cui prime prove furono appunto di poeta, ecco, questo è interessante ricordarlo come premessa, diciamo, trascendentale, diciamo, interessanti considerazioni proprio sulla poesia. Oppure, anche questo è interessante ricordarlo, lo sanno tutti, ma degli specialisti, per il rapporto precoce di Satta con l'autorevole giurista Francesco Calasso, direttore della Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche e padre di quel Roberto che inciderà sull'opera dello scrittore il prestigioso imprimatur del marchio Adelphi. Per non dire poi delle pagine fondamentali, già che sono state particolarmente felici, quelle di Angela su questo testo, i soliloqui e i colloqui di un giurista che sono stati. E qui voglio che si concentrano soprattutto sui saggi Il mistero del processo, che è del 49, scritto un anno dopo il De Profundis, già ricordato, e il singolarissimo, breve ma singolarissimo, su cui tornerò, Lo spirito religioso dei Sardi, che è del 51, scelti da Guiso anche in virtù della loro funzione paradigmatica. Se è vero che possono testimoniare la grandezza, due facce dello stesso medaglia, lo pensava l'altro grande scrittore europeo sardo della letteratura italiana, appunto, che è Salvatore Mannuzzo, e che mi piace ricordare. Qui abbiamo proprio le eccellenze, diciamo, europee della nostra letteratura, diciamo così. Due facce della stessa medaglia del Satta scrittore e saggista. Non poco suggestivo quanto la studiosa scrive dell'epistolario con la moglie Laura. Laura, io sono diventato un atomo di gioia, seppure privo delle lettere di risposta della destinataria, e sui curiosissimi padrigali mattutini, biglietti mattutini seminati in salotto o in cucina. Ma non occorrerà dimenticare l'analisi del quaderno del diritto e del processo civile, veri e propri racconti sub specie iuris, sto citando Angela Guiso. Raccolti infine nel capitolo Inediti, anche questo mi è sembrato molto interessante, cito Viaggio in Israele, l'attualità, diciamo, di questo testo non ve la devo segnalare io, e poi un saggio non firmato su Oscar Wilde, autore peraltro, e io non lo sapevo, di un suo De Profundis. Anche questo sarebbe interessante leggerli, averci tempo.
che Guiso attribuisce qui senza incertezza a Satta. Forse c'è qualche discussione, ma vengo al punto. Satta è, come tutti sanno, l'autore di 2 consacrati capolavori che rispondono al nome del giorno del giudizio e della Veranda. Guarda un po', La Veranda è stato pubblicato postumo nell'81 in curiosa coincidenza con Diceria dell'untore di Gesualdo Bufalino, ambientato anch'esso in un sanatorio. Non aggiungo altro, ma questo sarebbe interessante, e nella bibliografia critica lo è stato fatto. Ma è anche lo scrittore che nel 1955, sulla rivista del sodale Piero Calamandrei, con gesto disorientante, poteva cominciare così il suo densissimo spirito religioso dei sardi. Il Ponte vuole che io parli dello spirito religioso dei sardi. Io che non so più se ho uno spirito, se sono religioso, se sono sardo. Io non sono sardo, ma sto da tanti anni in Sardegna, so bene che quando in Sardegna si tocca l'identità, si tocca qualche cosa di pericoloso. Per cui, qui a un certo punto Satta dice addirittura, non sa nemmeno, se lui sia sardo, così. Io personalmente dubito anche della mia identità personale, quindi quando parlare di identità è sempre molto interessante in Sardegna, ma pericoloso. E poi, con improvvisa divagazione autobiografica, una divagazione, si badi, a inizio di discorso, e mi fa piacere che qui eminente studioso ha aperto questa finestra sull'autobiografia, perché l'autobiografia avrà un posto importante in quello che adesso dirò, proprio come il grande rimosso che riemerge e che illumina poi le grandi pagine di Satta. E infatti con improvvisa divagazione autobiografica Satta scrive: bene, sapete che faccio? Lascio la mia casa di Corso Italia, lascio la mia compagna triestina, lascio i miei figlioli meticci e in questa sera così trasparente che di là dal Tirreno mi si svelano i nomi della Corsica, me ne torno a Nuoro. Se ho intenzione qui di prendere in esame le sue appena citate prose di pensiero, spuri e plurali, di tema giuridico e di disposizione all'apparenza rigorosamente tecnica, a cominciare dal mistero del processo, e non la sua scrittura narrativa, una ragione c'è. E sta già in questo incipit di sbrigliata fantasia e delicatamente poetico. Questo accenno, che vi facevo prima, rapidissimo. Mi proverò però a motivarla questa intenzione, prendendola un po' alla larga. Salvatore Satta, che del 1902 ha scritto un romanzo memorabile, lo sappiamo tutti, è una copiosa produzione che nulla ha a che vedere con la fiction, ma che potrebbe risultare a un'analisi più circostanziata di non semplice definizione. Lo ha fatto in modo non diverso da scrittori, tutti di vocazione cosmopolitica, che a un romanzo formidabile, entrato trionfalmente nel canone, hanno accompagnato libri di singolare statuto, nei quali hanno raggiunto risultati superbi. Cito: penso a scrittori di diversa anagrafe come Giuseppe Antonio Borgese, 1882, e Alberto Savinio, 1891, ma anche in una prospettiva europea, perché questa è la prospettiva in cui dobbiamo collocare questo scrittore immenso, Witold Gombrowicz, 1904, Elias Canetti, 1905, c'è stato il Nobel, il premio Nobel, come è noto, per arrivare sin quasi a noi con Winfried Georg Sebald, 1944. La questione la si potrebbe impostare così: Roubaix, il romanzo di Borgese, 1921, e Golia, la marcia del fascismo, libro misteriosissimo del 1937, per citare solo Borgese, stanno in rapporto tra loro come il giorno del giudizio e il De Profundis. Strettissima e stupefacente la connessione. Non dimenticate che Borgese è uno dei 14 professori che non hanno giurato fedeltà al regime ed è andato in esilio in America e si è sposato la figlia di Thomas Mann. E lì inizia una storia molto interessante. La figlia di Thomas Mann, molto più giovane di lui, che si era innamorato, pensate un po' che tempi, leggendo Golia di Borgese. È molto curioso, diciamo così,
considerata, siamo sempre con battute sessiste sulle donne, eccetera, considerata la bruttezza stupefacente di Giuseppe Antonio Borgese, che era anche molto più grande di lei. Ma diciamo, aggiungo, quindi Giorno Egizio De Profundis, La marcia e il fascismo, Ruba e la marcia e il fascismo, ma avrei potuto anche citare al posto dei libri del grande critico siciliano il più tardo Sebald, l'autore di un romanzo come Austerlitz, quindi unico romanzo del 2001, e insieme di uno dei più enigmatici libri che siano mai stati scritti come Storia naturale della distruzione, 1999, libri misteriosi come il De Profundis o il mistero del processo, che non è un libro ovviamente, senza dire che proprio accanto al mistero del processo, Potere e sopravvivenza 1972 di Canetti ci appare anche e soprattutto per il suo statuto formale uno dei libri più enigmatici del Novecento. Ecco, se negli scrittori citati la prova narrativa resta memorabile, il contrappunto, diciamo così, saggistico non si dispone come un approdo di riposata pace, come una sosta di riflessione, ma come un momento speciale in cui l'invenzione del vero, di solito consegnata alla libertà utopica o distopica del romanzo, trova nei toni e nella prosodia delle prose plurali una complessità insolita, che prova a fare perno sul libero gioco delle idee in un senso che non è solo argomentativo. Inutile aggiungere che a lettura ultimata proprio del libro di Angela Guiso, davanti a tanta mole di argomenti e documenti, il Giorno del Giudizio acquista in questo senso una dimensione molto interessante. Diciamo allora, e diciamolo chiaro allora, assumiamoci le responsabilità che mi assumo. In pochi libri del Novecento il nulla minaccia così da presso il mondo e lo inchioda alle sue democratiche e terribili evidenze. Lo fa attraverso una minuta e contabile anagrafe della morte. Un secolo, mi verrebbe da ricordare, cominciato coi morti di Pascoli, che tormentavano i vivi con le loro invisibili intermittenti verità e, insopportabilmente queruli, chiedevano di essere ascoltati, e che termina quel secolo con i morti concussi di Satta, i quali implorano d'essere finalmente liberati persino del peso d'essere vissuti. Sapevamo già, o Eliot, che la terra fosse desolata, ma ignoravamo che, come mostrano queste pagine irredimibili del Giorno del Giudizio, fosse annegata in un mare di pettegolezzi meschini, cattiverie e fatuità. Ma torniamo al Satta prosatore, spurio di idee. Il nostro scopo qui è quello di provare a dimostrare che nelle sue pagine, anche quelle più strettamente dottrinarie, si aprono delle improvvise fenditure che testimoniano non solo dell'insorgenza di un'insopprimibile vocazione narrativa, ma anche di un tipo di prosa letteraria rimasta sempre troppo in ombra nel secolo dell'egemonia indiscussa del romanzo. Certo, il fatto di scrivere in una lingua e dentro una tradizione come quella italiana lo aiuta non poco. Basterebbe pensare all'esperienza di una rivista come La Ronda, che negli anni della formazione di Satta ribadiva la diffidenza tutta nazionale nei confronti appunto di un genere come il romanzo, esaltando il primato dei prosatori, soprattutto d'arte, sui narratori, nonostante le radiose eccezioni di Luigi Pirandello, Federico Tozzi, Italo Svevo, Grazia Deledda. Ma torniamo al mistero del processo e al suo memorabile incipit. Narrano le storie che il 2 settembre 1792, sto citando, mentre il Tribunale rivoluzionario, da pochi giorni costituito, aveva al suo attivo soltanto 3 teste, giudicava il maggiore Bachmann della Guardia Svizzera del Re un rumore sordo e lontano, invase la grande sala delle udienze, che prendeva il nome di San Luigi. Il racconto continua con un affascinante passo romanzesco, cito, una folla immensa. La folla di tutte le rivoluzioni emergeva dai bassi fondi e si riversava sulle rive e sui ponti della Senna. E poi, con una sorprendente notazione, diciamo così, di meteorologia letteraria, erano le 3 del pomeriggio e la giornata era limpida e calda, per arrivare a mostrare a quel punto che, cito, la triste vicenda si offre come un mistero doloroso alla contemplazione del giurista.
Vicenda di ieri, aggiunge Satta, ma anche vicenda di oggi e di domani, che non consente illusioni sul fatto che l'eventuale, cito, fragile articolo della nuova Costituzione nata dalla rivoluzione riesca a impegnare, cito, la storia e valga a mutarne il corso sanguinoso. Satta non ha dubbi. Queste promesse che gli uomini, paurosi l'uno dell'altro, si scambiano in una carta più o meno solenne, sono come le premesse di eterna fedeltà nell'amore. Valgono finché valgono, rebus sic stantibus, finché la natura, la passione, la follia non prendono il sopravvento. È un uomo del 1902 che sull'amore ha capito tutto e anche sulla sua stabilità. Siamo di fronte, insomma, alla constatazione della perenne precarietà della vita civile degli uomini e al rischio costante di un loro ritorno a un hobbesiano stato di natura. Un dramma, scrive Satta, che ha quasi la fissità di una favola. Il nostro stupore e la nostra ammirazione a questo punto si intensificano. In effetti non abbiamo soltanto il prosatore di idee che in certe crepe delle sue pagine dottrinarie si trova a sfidare il se stesso romanziere per la primazia, diciamo così, artistica e narrativa, ma anche il teorico del diritto che non di rado cede alle tentazioni della metafisica. Non sfuggirà infatti al lettore attento quante volte Satta sente il bisogno di ricorrere alla parola mistero. Così, in Poesia e verità nella vita del notaio. Ma io mi sono deliziato a leggere queste pagine, non immaginavo, avendo avuto pure a che fare con notai, che diciamo si potesse scrivere pagine così belle su questo tema così arido come quello degli atti notarili, eccetera. Tutto il rispetto per i notai che comunque incassino questa considerazione, essendo tra una delle categorie che più guadagna, diciamo. In ogni caso, dicevo, così in Poesia e verità nella vita del notaio, una relazione al congresso del notariato latino letta a Rapallo nel 1955, su cui tornerò più avanti. Nel corso delle mie meditazioni giuridiche mi è accaduto tante volte, forse troppe volte, di arrivare alla soglia di una porta sulla quale stava scritto mistero. Direi anzi che tutte le mie meditazioni si sono risolte in contemplazione di misteri. Ho cominciato col mistero del processo, poi ho trovato il mistero della norma, da ultimo il mistero del diritto. Ecco, siamo di fronte a una specialissima filosofia che è soprattutto filosofia del vivere e nei suoi romanzi dolorosissima e guasta epopea dell'esistenza e che si traduce su inequivocabili dichiarazioni di poetica in contemplazione del mistero. Ma torniamo al mistero del processo, tralasciando quella che è l'importante e imprescindibile sostanza del saggio, la sua accanita indagine sul concetto di processo e il suo scopo, sul suo non essere altro che giudizio e formazione di giudizio, per riprendere il discorso su quei dettagli, le crepe, abbiamo detto, concentrandoci su questa affermazione teoricamente del tutto gratuita, ma da un punto di vista letterario assai suggestiva. Cito: tutti abbiamo l'esperienza che nulla sta a cuore degli uomini come la vita criminale o del supposto criminale. E ancora, nulla più li delude come il giustiziando che previene il giudizio col suicidio. Tutti, consentitemi di dubitarne, anche se i moltissimi consumatori di serie televisive su Netflix o Sky con ogni probabilità concorderebbero con Satta, trovando finalmente la spiegazione del perché passino notti intere davanti a uno schermo quando l'indomani presto li aspetta il feroce suono della sveglia. Per Satta, la ragione immediata e deteriore di questo singolare fenomeno, quella della quale solo forse gli uomini sono coscienti, starebbe, cito, nell'originario e tuttavia permanente nucleo di vendetta dal quale si è svolta la giustizia, e qui lo chiedo ai tanti dotti esperti, uno strale questo rivolto ad Antonio Pigliaro? Chissà, rileggo la frase. Starebbe nell'originario e tuttavia permanente nucleo di vendetta dal quale si è svolta, diciamo, la giustizia. Sapete il testo di Pigliaro sul codice barbarico, eccetera. Ma è ovvio, diciamo, che sta parlando, dice, delle ragioni deteriori per cui avviene questo interesse per i criminali, perché le ragioni appunto sono altre. Infine, ciascuno è intimamente... Ecco, ma la ragione vera e la ragione essenziale sarebbe ben più profonda del fatto che ci interessiamo ai criminali, al fatto... Cito, ed è che nulla gli uomini aborriscono come il giudizio,
quest'atto senza scopo che hanno messo al centro della loro esistenza. Infine, cito, ciascuno è intimamente innocente e il vero innocente non è colui che viene assolto, bensì colui che passa nella vita senza giudizio. Sono parole che non soltanto fanno affiorare una coscienza religiosa, di una religione del vivere non confessionale, ma che ci rimandano a quel tormento di natura autobiografica cui già si è accennato, non importa quanto dissimulato, che nutre tutta l'opera di Satta. Se così non fosse, il suo epistolario, le lettere alla moglie, quelle a Piero Calamandrei, non sarebbe così suggestivo. Sentite qua, sempre dal mistero del processo, negli anni della mia primavera, poiché anche i giuristi hanno una primavera, mi accadde di dover ragionare intorno al problema del qualche volta dura anche a lungo. Sì, del cosiddetto scopo del processo. E più avanti, dopo aver accennato alla contrapposizione tra la volontà della legge e difesa del diritto che quello scopo costituisce, ecco di nuovo la tentazione metafisica. E ragionando con la temerità propria dei giovani anni, io dissi allora che il problema era mal posto, addirittura non esisteva, perché semplicemente il processo come tale non aveva scopo. Si tratta di intermittenti verità che arrivano all'improvviso ai lettori come a un navigatore la luce d'un faro in un mare in burrasca. Una luce tanto più forte quanto più la crepa riguardi pagine concepite per occasioni che, almeno dal titolo, ci si aspetterebbe di disposizione esclusivamente tecnica e professionale, come per esempio nel già citato Poesia e verità nella vita del notaio. Già il notaio. Sappiamo tutti che il padre del nostro Giovanni Salvatore, così lo scrittore all'anagrafe, e cioè Salvatore Satta, esercitava questa professione. Scrive Satta: se si volesse esprimere il dramma del notaio con un richiamo a note categorie giuridiche, si potrebbe dire che esso è il dramma della causa e del motivo. Ecco, la causa e il motivo, cito secondo la sua formale partecipazione alla vita giuridica, non dovrebbero interessarlo né preoccuparlo, così come il bene e il male, l'utile o l'inutile, il vantaggio o la rovina che ne conseguono. Sarebbero queste, non dovrebbero essere preoccupazioni del notaio, quello che accade prima e dopo la costituzione dell'atto. Il fatto è però che quanto, cito, egli scrive, per il solo fatto che lo scrive, modifica il mondo. Sicché, collocato al centro del suo atto, cito, egli vede al di qua e al di là dell'atto, nei motivi profondi, nelle conseguenze lontane. Invano egli tenta di chiudere gli occhi. Un istinto, o meglio la sua coscienza lo avverte, che, come è il giudice che condanna e dà la responsabilità della condanna, non la legge astratta che è chiamato ad applicare, così il mutamento della realtà non è opera delle parti, ma è opera sua. E suo è il bene e il male che ne derivano se ha mancato al non scritto dovere. Per spiegare meglio ai convenuti del congresso del notariato latino, Satta non può non ricorrere, ancora una volta, alla testimonianza autobiografica. La fenditura si spalanca di nuovo e improvvisamente sulla notte oscura del suo passato, proprio là dove sono le radici sempre meno dissimulate di quella che è stata la sua missione sin da quando si trasferì nel 22 alla Reggia Università di Pavia. Leggo: ciascuno di voi ha esperienza di questo dramma, quello del notaio, ma io voglio, a conclusione di questo studio di verità e di poesia, raccontarvi 2 episodi della vita paterna e quasi della mia stessa vita, che oggi affiorano nel ricordo. Ve ne riporto soltanto uno dei 2 episodi. Non so se è il più doloroso, ma di sicuro straziante e magnificamente esplicativo del discorso di Satta. Siamo al capezzale di un morente. Il padre di Satta è stato chiamato nella notte perché, cito, un uomo, fatto improvvisamente consapevole della sua fine, ha troppo tardi capito che la povera donna, che tutta la vita ha convissuto con lui, resta per la sua morte priva di ogni sostegno, nell'arbitrio di parenti ignoti e lontani, quel che viene prima e quel che viene dopo l'atto. La volontà testamentaria dell'uomo è stata espressa chiara e sicura. Il notaio l'ha fedelmente raccolta e, cito, registrata su fogli bollati. Come la norma prescrive, Satta padre sta leggendo l'atto quando l'uomo reclina il capo e muore. Ecco, cito, nella stanzetta isolata dal mondo, davanti agli ormai inutili fogli, il notaio osserva la sua mano che ancora stringe la penna e con gli occhi avvezzi a guardare di qua e di là dell'atto che compie, vede la povera donna che ora singhiozza, cacciata di casa, privata di tutto,
irrisa forse e derisa per la vita vanamente offerta a quell'uomo. Quindi la conclusione, terribile e profondamente ingiusta, proprio perché le cose si sono suggellate secondo diritto. Osserva Satta, basterebbe che egli scrivesse ancora una riga nella stanzetta isolata dal mondo e di ciò lo pregano, lo scongiurano in ginocchio parenti, amici e testimoni. Ma cosa egli può fare se non lasciare che il destino, cioè il diritto si compia? Ecco, il destino, cioè il diritto, ananche la necessità ineluttabile cui non possono sottrarsi nemmeno gli dèi. La legge che in un tempo quasi senza storia governa implacabilmente la Nuoro di Satta. Così il giorno del giudizio, in una pagina memorabile e feroce che molti di voi conoscono benissimo, ma che non manca anche qui di un lirismo sorprendentemente accondiscendente. Nuoro non era che un nido di corvi, eppure era come e più della Gallia, divisa in tre parti, San Pietro, Sant'Upredu e il suo cuore nero, che viene così restituito. Seuna, scusate, ma l'etrusco istinto che sono mi rende sempre il rapporto difficile con. Seuna è la tavolozza di un pittore che diventa quadro, con le sue inquadrature bianche alle finestre e il cielo che sovrasta libero e sereno. Potrebbe essere un villaggio marino, basterebbe che ci fosse il mare. San Pietro non ha colori, ha case già alte che danno su vie strette che non sono più in vicoli e per vedere il cielo bisogna guardare in su. Ma è nelle intense pagine del pur molto breve spirito religioso dei sardi che l'autobiografia individuale diventa autobiografia di una città. È lì che la crepa s'allarga a dismisura e Nuoro si arrocca intorno ai suoi due bastioni, la chiesa e il tribunale, laddove si patisce la funesta e irrazionale violenza del giudizio. Un'irrazionale violenza, sia detto per inciso, che ci fa pensare, quanto all'antropologia di fondo, alle temperature etiche e agli spasmi intellettuali di filosofi del diritto come Carl Schmitt o alle spietate e crude atmosfere d'un romanzo come Nella tempesta d'acciaio, che è del 20, di Ernst Junger. Cito, lo spirito religioso dei sardi vive quassù, oltre quest'arco che unisce il seminario al vescovado, in cima all'altura dove l'acciottolato paesano finisce in ciuffi di spighe matte e di malva. Vive pietrificato in due modesti edifici, tra i quali chi va faticando per l'erta vede spuntare e salire con lui la roccia lunare dell'orthobene. E ancora, il monte è stato costruito da Dio, gli edifici dagli uomini, ma gli uomini non hanno fatto che eseguire il volere di Dio, perché l'uno di essi è la Chiesa, l'altro il tribunale. Satta non ha dubbi su se stesso e i nuoresi. Il volto della legge che noi vediamo, nel quale angosciosamente ci rispecchiamo, è il volto stesso del peccato. Noi forse siamo l'ultima gente che ancora sente il peccato originale come un proprio individuale peccato che nessuna redenzione riuscirà mai a cancellare. È la stessa aria, lasciatemelo dire, che si sente ispirare quanto al senso della legge e dunque del peccato in certi romanzi di Grazia Deledda, per esempio L'Edera, che è del 108, e La Madre, che è del 20. Ancora una volta si tratta di una verità che autobiograficamente arriva dai recessi più profondi della memoria. Cito, forse la prima rivelazione di questa verità, assai prima di leggerla in me stesso, io l'ebbi da bambino, in un'aula di questo tribunale. Se aula può chiamarsi, una squallida stanza priva di luce, il cui unico ornamento era una gabbia. Attratto dalla cupa celebrazione che ivi si compieva, ero riuscito, sgattaiolando per le gambe immense di un carabiniere, a insinuarmi tra una folla grave di uomini. L'unico elemento che connota l'aula del giudizio è assai significativamente una gabbia. Dentro la gabbia c'è un uomo, cito, simile a un orso, mentre, interrogato dal presidente, un altro uomo piccolo e nero, si chiama Pirastru, selvatico, spiega perché non dirà la verità. Ci sono tante ragioni per non dirla, una di queste è la paura. Ancora una volta ci sovviene Hobbes e quella sua affermazione terribile:
L'unica passione della mia vita è stata la paura. Quello del giudizio del giudice, lo ribadiamo, è il rito d'una cupa celebrazione. Nella piccola piazza dominata dal monte, le ombre dei due templi si avvicinano fino a confondersi. È proprio là, cito, che si raccoglie tutta la somma di dolore che il giudizio porta con sé. E poi, come in un muro del pianto, ogni generazione che passa incide qui, nel nome di ogni peccatore, il suo perenne peccato. La domanda è conseguente. Molte volte, pensando ai sardi, pensando a me stesso, mi sono chiesto se noi crediamo in Dio. La risposta, ammette Satta, non è altrettanto facile e aggiunge: chi ha il senso così vivo e così agitante della legge del peccato, il senso della morte si può dire più brevemente perché nessuno come il sardo sa che deve morire, ha qualcosa più della fede, ha una vocazione di santità, assurda, anacronistica vocazione, che ci vieta di inserirci nel processo della storia e ci porta fatalmente a risolvere la storia nell'utopia. Satta ne è sicuro. È così che i sardi, aggrappati alla loro utopia, fuggono. Continuano a fuggire? Cito, in una luce di crepuscolo, quasi distinto, il torbido mare della vita. Grazie. La gratitudine che debbo agli organizzatori per avermi conferito questo ruolo di coordinatore in questo momento registra una piccola crepa, perché non saprei veramente come commentare la brillante e ricchissima relazione che abbiamo testé udito. E naturalmente la cosa migliore che tutti mi stanno tacitamente suggerendo è di non commentarla affatto. Questo è impossibile, naturalmente. Certo, e poi dimenticare soprattutto subito se stessi, che è l'insegnamento che arriva, diciamo, da Satta. Però non posso non chiedere, poi anche per un ipotetico dibattito, qual è il punto decisivo. Satta dice: non so se i sardi e io stesso siamo o non siamo credenti. E io ancora, dopo aver letto tantissimo di questo autore, ancora mi chiedo, non ho ancora capito se fosse o non fosse credente. E questo suo invidiare un collega che era diventato molto credente, cioè Carnelutti, tante volte lui dice invidio la beata serenità di Carnelutti, meriterebbe di essere un pochino approfondito. Non è irridente, no, beh vabbè, tu hai una tua idea e sei libero naturalmente di nutrirla come testimone oculare. Io invece, come lettore, devo dire che a lui piacerebbe essere credente, se non proprio al modo di Carnelutti, che meriterebbe di essere studiato perché è un altro, ed è stato molto studiato, perché è un altro che Cordero chiamava mistagogo assieme a Satta, ma in realtà è un altro pensatore profondo e intenso. E in Satta sembra esserci come l'eco di una fede d'infanzia che tutti questi fatti della vita e questa rammemorazione di tutte quelle persone, non dico che spenga, ma certamente inceneriscono. Detto tutto questo, da parte del relatore ben inteso, con questo altalenarsi di cose processualistiche e giuridiche e cose più tipicamente letterarie, ascoltiamo la relazione di Bruno Sassani, che per la verità letteraria potrebbe essere, perché si intitola La prosa, poi giuridica, di Salvatore Satta. Prego, Bruno. Grazie, infatti è una relazione fluttuante che quindi non accontenterà nessuno, né i giuristi, che le cose giuridiche che dirò le conoscono meglio di me, né i letterati, il cui campo vado ad invadere. Ma volevo prima di tutto ringraziare Angela, perché poi non so come si pronuncia, Guiso o alla francese Guiso, con la UI francese, perché noi diciamo Luiso, per parlare di uno dei nostri esponenti, Luiso, con l'accento sulla I. Guiso alla francese, lui. Benissimo, una cosa ho imparato, visto che mi sono cimentato con la sua biografia letteraria, grazie a Amazon che me l'ha mandata il giorno dopo, che era di domenica addirittura, hanno bussato e l'ho ordinata il sabato.
qualcuno mi ha detto è uscito il libro di Angela Guiso e io mi sono affrettato a prenderlo. Allora, io avevo già detto nella relazione romana del convegno organizzato da Claudio Consolo che io non ho fatto in tempo a conoscere Satta, ma l'ho rivissuto attraverso i racconti di Romano Vaccarella. Nei lunghi itinerari da Roma a Perugia ho sentito migliaia di volte parlare di Salvatore Satta, considerato che Salvatore Satta all'epoca, quando mi sono laureato io, era un nome proibito. Quando si parla di mistero, uno dei miei maestri almeno diceva Satta è misterioso. Quando io chiedevo, ma professore, il Satta scrive, mi diceva sempre Satta è misterioso. Ci vorrebbe un oracolo per interpretarlo. Satta l'oscuro, manco fosse Papignano. Noi ricordiamo nel diritto romano Papignano andava sotto il nome di Papignano l'oscuro. Però attraverso il rapporto personale con Romano Vaccarella ho iniziato una lettura di Satta che è durata ormai 50 anni e l'avevo già detto a Roma, qualcuno l'avrà sentito, Angela l'avrà sentito, ho detto per me i momenti più belli della mia lettura sono stati la rilettura decine di volte delle prefazioni al commentario e credo che mi ha condizionato tutto, dal mio pensiero al mio modo di scrivere. Ora, questo mio intervento vorrebbe guardare a Salvatore Satta, scrittore di diritto, in particolare di quella speciale parte del diritto che è la procedura, il diritto processuale. Romano Vaccarella ci ha intrattenuto a lungo su questa disputa tra il maschile e il femminile. Quindi potrebbe essere appunto il Satta esteriore, la pelle si potrebbe pensare rispetto alla sostanza, ma pelle non è effettivamente, perché, lo vedremo fra un momento, la scrittura di Satta è imposta dall'interno, è imposta dal contenuto. Quindi non guardo al Salvatore Satta che si cimenta nella narrativa e che si rivolge idealmente a un più vasto pubblico, visto che ci sono tanti studi ormai su questo e ci sono persone più qualificate di me. Io non avrei nessuna voce in capitolo e nemmeno strumenti di valutazione e misura per parlare di questo. E purtroppo le mie parole non potranno non risentire di aspetti tecnico-giuridico giustamente note ai più, e ne chiedo scusa in anticipo, ma l'inconveniente è impossibile da eliminare del tutto se si considera che la scrittura di Satta non solo aderisce intimamente al contenuto del suo pensiero, ma è fortemente condizionata dal travaglio di un tempo intellettuale e morale che presiede all'organizzazione di questo. Singolari davvero sono le qualità stilistiche e narrative della prosa del giurista Satta, talmente singolari che meriterebbero di offrirsi al piacere della lettura anche dei non giuristi ad integrazione degli scritti letterari già a loro disposizione, i quali non giuristi certo non affronteranno mai le migliaia di pagine del commentario che impongono che il lettore sia un giurista consumato, dotato di competenza specifica, passione, autonomia di pensiero e connessa capacità di pensiero laterale e ovviamente molto tempo e molta pazienza. Però c'è una terra di mezzo tra i romanzi, gli scritti più strettamente letterari, tra virgolette, e lo scrittore di diritto. La terra di mezzo la chiamo. Satta saggista e moralista nel senso francese del termine. Quindi si offrono al godimento della lettura anche saggi e scritti non strettamente giuridici, perché ha prodotto nell'arco della vita una vasta letteratura fatta di scritti collaterali, quaderni, soliloqui e colloqui, come ricordava prima Romano Vaccarella, forse De Profundis, alla portata del pubblico più vasto. Esemplarmente Adelphi ha raccolto nel volumetto Il mistero del processo vari studi critici nati in ambiente giuridico e giudiziario e li ha resi fruibili ad una platea più vasta di lettori.
Questi lavori sono il frutto di riflessioni ad ampio oggetto che trascendono l'ambito di stretta competenza del processualista. Sono lavori dove i problemi più insistentemente tecnici non scompaiono, ma si presentano filtrati, in un certo senso muovono le cose restando sullo sfondo. Le questioni affrontate nascono da una riflessione intimamente giuridica e al diritto fanno ritorno, ma assumono il volto della vita vissuta. Ora i giuristi scrivono, sono pagati per poco, ma sono pagati per quello. Tutti scrivono, poi ci sono gli scrittori, così come tanti cercano rime, vanno a capo e poi ci sono i poeti. I giuristi, soprattutto quelli italiani, scrivono tanto. Penso rispetto per esempio ai francesi che vanno in cattedra e non scrivono più. Complice un po' anche il nostro meccanismo universitario, publish or perish, scriviamo tutti ripetutamente, poi diventa una sorta di abitudine di cui non possiamo fare a meno, diventa una sorta di addiction, quella di scrivere. Ma pochi sono gli scrittori tra i giuristi. Per esigenza di mestiere debbono far proprie le arti della scrittura, a cominciare dalle retoriche e dalle tecniche della comunicazione in generale. Il diritto non solo non è una scienza esprimibile in linguaggio formalizzato, e neppure però è esprimibile in un linguaggio naturale rigoroso, stante anche la vicinanza con le professioni forensi in cui la retorica è di sempre il campo privilegiato, e la ineliminabile volontà di prevalere sugli altri più che di fare scienza. Questo condiziona moltissimo l'incedere del discorso giuridico. La scrittura del giurista risente del linguaggio immaginifico del diritto e soprattutto risente del certame volontaristico. Sono più bravo di te e ti voglio provare con le arti della retorica, a questo punto, che hanno poco a che fare con il diritto in senso stretto, che hai sbagliato. Questa è la nostra letteratura giuridica. Ora, la prosa del giurista può essere strettamente didattica o dialogica, saggistica, riproducente la struttura della disputatio giudiziaria. In ambedue i casi si esercitano le arti dello scrivere e quindi della retorica. Però da questa pratica, da questa attività, raramente escono scrittori. Ed è vero che nei giudizi concorsuali, nelle recensioni, nei necrologi, in aggiunta alle lodi sul versante scientifico, tra virgolette, si sprecano le lodi al creativo talento letterario del candidato, alla precisione linguistica, alla unicità dello stile ed alla sua eleganza, che intendiamoci spesso vi sono e contribuiscono al successo di quell'autore, ma raramente trascendono la dimensione strettamente retorica per fare di quell'autore uno scrittore. Scrittore è invece il giurista Salvatore Satta. Il giurista è la letteratura. Io insisto sul fatto che Salvatore Satta è giurista e grande giurista. Oggi sta diventando di moda ripeterlo, ma il giudizio non è stato sempre così, anzi nessuno ha mai negato l'alta qualità del suo scrivere, ma proprio questa qualità ha paradossalmente favorito il giudizio negativo da parte di chi ne negava la statura di giurista. Una statura che sarebbe stata indebitamente creata dal fascino della sua prosa, una statura illusoriamente creata, ovvero lo si accusava di trasformarsi comunque in un cattivo maestro caratterizzato dalla volontà di sostituire a dati scientificamente comprovati, tra virgolette, visioni personali e decisamente irrealistica. Lo si accusava di fare della letteratura, insomma, abusando della sua smagliante penna e così facendo di corrompere la trasmissione della buona scienza del diritto processuale e quindi di traviare i lettori. Di qui l'invito all'ostracismo. Io ricordo ancora quanto in una delle mie prime note a sentenza avevo esaltato delle parole di Satta e il mio cauto maestro mi disse: un momento, forse non ce la pubblicano, forse il professor Lieberman, direttore della processuale, ti farà un frego a matita.
È un eccesso, però io ho tolto la citazione di Satta. Questo, diciamo, è il periodo pre-Vaccarella mio. Sì, Poi lo dirai eravate dopo. un po' paurosi, No, era pauroso il mio maestro. Io ero abbastanza... Non ho mai avuto paura e poi ho pagato il prezzo di questo, ma il mio maestro era cauto a celebrare Satta. Invito all'ostracismo. Da parte mia, allora, torno a dire, Satta è un grande giurista, non è stata questa la qualifica per tanto tempo. Da parte mia ritengo di poter affermare con intima convinzione, portando una cinquantennale consuetudine di lettura ai suoi testi, che Salvatore Satta è stato un grande giurista. Ancora oggi, quando mi si presenta un problema processuale e giro a vuoto senza trovare nulla che conduca alla sua soluzione, vado al commentario di Satta e lascio la mente leggere e vagare. Magari non mi imbatterò nel mio problema specifico, ma quasi certamente troverò, non so dove, uno spunto che accende l'intuizione o che si inserisce a mo' di anello in una catena logica che si era interrotta. Satta conosce a fondo il terreno su cui si muove, gli aspetti tecnici non sono mai elusi, ma esaminati alla luce di una strabordante conoscenza della materia specifica e del diritto in genere, alimentata da una curiosità pungente per gli eventi sottostanti alle scelte e alle discussioni. Questo per dire che è offensivo parlare di uno scrittore, di un poeta, di un umanista prestato al diritto, eppure lo hanno detto, volendo significare che esigenze estetiche avevano la meglio su un dilettantismo di fondo del giurista. Che Dio abbia pietà di loro. Salvatore Satta è giurista e il giurista è scrittore. Quando dico scrittore non voglio dargli il senso esclusivo di prosatore, di abile metteur en scène, di un contenuto interscambiabile. Se la forza della sua prosa è trascinante, lo è perché trascinante è il pensiero, lo si condivida o no, il contenuto, il modo di intendere la realtà. C'è un'avvertenza da fare: tutto il corpus sattiano è singolarmente privo dello hic sunt leones che caratterizza le moderne trattazioni del diritto e che vorrebbe circoscrivere la trattazione agli aspetti tecnici, perché tutto il corpus sattiano è percorso da alcune energie sotterranee. L'inquietudine di non riuscire a esprimere quel che si sa, si vede e si sente, la contrapposizione alla dottrina dominante che ha costruito la propria prosa su un lessico iniziatico e su un'arte combinatoria dei concetti, la ricerca quindi di sostituire a quella prosa una differente prosa alternativa utile a rappresentare la diversa organizzazione della realtà e infine il rovello del metodo. I mezzi, da un lato capacità evocativa e narrativa, la capacità di tendere un arco lasciando il lettore con lo stimolo a sapere come andrà a finire, cosa questa diametralmente opposta alla tendenza classificatoria propria della dottrina processualistica dell'epoca, che anche nei suoi maggiori esponenti muove pur sempre dal presupposto che il mondo è ordinato e appunto questo ordine vuole mostrare. Da un altro lato il dono di una prosa lapidaria, significativa, senza spreco di estetica, potrebbe dire un manierismo senza maniera. Da dove viene la prosa sattiana? Io non lo so, mi viene due autori mi vengono sempre in mente. Uno è Dante Alighieri, che emerge continuamente, e l'altro è Anatole France, il frivolo Anatole France, dice lui. Però quell'incipit che ci ha detto Massimo Nofri, quello del mistero del processo, è Anatole France. Gli dei hanno sete. Sì, le dieux ont soif. Fotografico era Anatole France, talento naturale che conferisce immediatamente al suo scrivere un colore, una tinta che è tendenzialmente scura e resta comunque in bianco e nero, dal nero al bianco con infinite gradazioni di grigio. Incredibilmente in Satta non c'è ricerca della parola, non c'è ricerca della frase, non c'è costruzione imposta al discorso, non c'è nessuna ingegneria da scuola di scrittura, si direbbe oggi, nessuna ingegnosità messa alla prova, nessuna riscrittura sull'onda di ripensamenti di forma e sostanza, né ricercatezza né preziosismi artificiosi. Se il professor Vaccarella me lo permette, ieri sera l'ha raccontato a cena,
e mi contraddico se deformo ricordo male, ma il suo ricordo a cena mi conforta, dirò che dalla sua bocca ho sentito più volte il racconto del farsi della scrittura sattiana. All'epoca, erano gli anni 60, quale direttore della rivista trimestrale riceveva mensilmente in anteprima la risma di carta delle bozze della rivista, fogli A4 stampati su un solo lato, quindi col retro in bianco, ma verdino pallido, ricorda Romano Vaccarello. Alla ricezione del pacco Satta rovesciava fisicamente la risma e sul lato libero rovesciava il suo pensiero, che scorreva sotto il flusso della sua penna senza conoscere sospensioni, intoppi, cancellature. Priva di correzioni e priva di ritocchi, la pagina nasceva pronta per la composizione e per il torchio. È così, perché della mancanza di rilettura io trovo evidenza del fatto che nella foga dei lunghi discorsi disseminati nel commentario, talora la frase si perda senza formalmente concludersi, scivolando in un pensiero differente, autonomo, che fa irruzione senza coordinazione sintattica. Accade di rado, certo, ma se ne trovano quella esempi nelle lunghe pagine del monumentale commentario. Quindi non c'è nessuna flaubertiana sindrome della pagina bianca. La pagina bianca vede il pensiero di Satta rovesciarsi con immediatezza. Non c'è una faticosa traduzione di un pensiero che origina nebuloso e si purifica materializzandosi nello scrivere e nel riscrivere. È un pensiero che nasce armato, come Minerva dalla testa di Giove, se mi è consentita l'abusata immagine, e forgia la prosa che segue come l'intendenza di Napoleone. La scrittura segue quindi l'impeto del pensiero, assume il passo e il ritmo di una prosa impetuosa, fatta di flussi e riflussi. C'è il talento degli accenti ritmici, evidentemente. Tipico di Satta è il rincalzo, il rimbalzo ritmico, la ripresa in differenti tonalità, tempo e registro, cose che aderiscono all'urgenza del pensiero, che non si accontenta di essere esposto, ma impone la sua materializzazione. Prosa elegante? L'immagine è equivoca, se per eleganza si intende la cura che produce l'euritmia, l'eufonia, l'eucromia. Qui l'eleganza c'è, la si sente, ma non ve ne è ricerca. Non è garbo, ma è un effetto pulsante della frase lunga, del pensiero sinuoso, bruscamente interrotto e, per usare una metafora musicale, ripreso alla dominante, come accade nella forma sonata. La prosa di Satta non è musicale se per musicalità si intende sonorità armoniosa, ordine eufonico, che è la distanza dal rumore di fondo. È sonora, sì, ma si tratta di una sonorità pietrosa, solida, senza possibilità di scioglimento. Giuseppe Bettiol, grande penalista legato a Satta dalla comune esperienza dell'Ateneo Patavino, scrive negli studi in memoria di Satta che la parola sattiana ha la minerale durezza e lucentezza dei versi biblici. Una pietra filata, come solo certe melodie verdiane possono rendere. Penso al tema dell'opera I Vespri siciliani incastonato nella sinfonia. Lo stile ricco e nudo ad un tempo, direi casto, non troverei un altro aggettivo, privo di abbellimento, ha un potente effetto evocativo, restando in campo musicale ancora. Il professor Consolo apprezza queste cose, quindi ho preparato per lui queste notazioni stamani. In campo musicale lo si può apprezzare la scrittura modale piuttosto che a quella armonica. Penso al dies irae, senza coloritura, senza abbellimenti o ornamentazioni. Rotture però ce ne sono e hanno la forza di scosse telluriche e quindi non c'è bisogno di aggiungere un pathos ornamentale a quanto già si presenta per sé. Quindi Satta non spreca ingegno nello scrivere, mancano, come già accennavo prima, l'ingegneria costruttiva, la ricerca dell'espressione raffinata, i micro aggiustamenti al ritmo e alla dinamica. Il lettore percepisce una naturale noncuranza che si fa cifra stilistica. La frase nasce e prosegue precipitando per forza propria, per aderenza all'idea. Aderenza all'idea, sofferta è l'idea e l'ingegno è tutto proteso alla sostanza del discorso. Il linguaggio quindi evita ogni scintillio perché non ve n'è bisogno. Inversamente proporzionale all'importanza del percorso mentale del lettore è quindi il numero delle parole impiegate. Parole che sono prevalentemente semplici,
Non c'è prosa forbita, non c'è prosa fiorita, non c'è prosa ampollosa. Semplici vuol dire né gergali, né ricercate, né tecnicizzate. E d'altronde Satta intendeva la tecnicalizzazione come mascheramento e la combinazione logica delle figure intesa come, scrive, cito testualmente, relevatio abonere cogitanti. Nel testo sattiano quindi non vi sono parole culte, non vi è abuso di tecnicismi in grado di oscurare la comprensione diretta del problema posto, c'è l'accettazione e l'impiego ottimale del linguaggio naturale, senza quell'esigenza di ripulitura che secondo me esprime un complesso di inferiorità e che porta molti alla burocratizzazione del linguaggio stesso e la fa somigliare a verbali notarili, ovvero di polizia giudiziaria, modello di lingua alta. Voglio fare un velocissimo richiamo a quello che diceva Massimo Onofri prima, ma il primo documento letterario della lingua italiana è il Placido Capuano, che è un atto notarile, sao che le terre per quelli fini, quindi c'è una storia e una nobiltà dell'atto notarile. Chiudo. Chiudo anche questo saltando quello che avevo scritto. In Satta si trova sempre fare invece che operare, dire invece che enunciare. Noi siamo tutti presi invece dal nobilitare le parole comuni, per lui invece questo è il contrario del buono scrivere. L'oscurità, Satta misterioso, Satta l'oscuro. Tutto questo che ho detto io, che sembra presentare una prosa chiara in se stessa, sembra però contraddire una certa fama di Satta come scrittore difficile, problematico, oscuro. Ora, che Satta sia un autore difficile non v'è nessun dubbio, ma la difficoltà che prova questa difficoltà è la difficoltà che prova chi viene da un mondo dove le cose stanno già tutte al loro posto o sembrano starvi, perché il compito del giurista, secondo Satta, è toglierle dal loro posto per vedere cosa c'è davvero in quello spazio, e si comprende bene come il lettore medio, educato al tecnicismo dominante, a questo lettore viene affidato un compito arduo, un compito che vuole concentrazione, duttilità di pensiero, impegno a scendere in profondità e soprattutto disponibilità a ripensare le proprie certezze. Senza questi elementi non si va avanti nella lettura sattiana. Ma accanto a questo v'è lo sconcerto dell'impiego di talune fortunate o sfortunate formule di rottura, divenute subito slogan, segnali identificativi dell'autore, soprattutto nelle caricature che ne fece a suo tempo la dottrina avversaria e avversata. Penso per esempio all'espressione postulazione di giudizio, diventata slogan quasi derisorio nel mondo dell'ortodossia imperante, segnale di un filosofeggiare oscuro, laddove invece si richiederebbe, secondo questo mondo, rigore terminologico, ed è probabile che Satta si sia fatto prendere la mano in questo, ma anche qui il suo tentativo era quello di sbrecciare un muro che ormai si era già formato, e c'è lo scivolare nell'utopia. La grandezza di Satta è legata anche al fatto che tutto lo scrivere sattiano è una grande utopia nel nostro campo, perché i mattoni di quel muro erano ormai divenuti, nel bene e nel male, le monete di scambio del pensiero processuale. Qui, se posso permettermi, rinvio alla relazione che ho fatto a Roma di prossima pubblicazione, dove affronto specificamente questo problema. Il linguaggio dei colleghi, l'opposizione esplicita. Scrive Satta: se debbo oggi dire la verità, io non ho mai amato, fin da quando ho posato gli occhi sui libri di diritto, il linguaggio dei miei futuri colleghi. Quel parlare in termini di Stato, di diritto soggettivo, di atto giuridico, di fatto giuridico, di rapporto e poi di diritto d'azione astratto, concreto che sia, rapporto processuale, di legittimazione, interesse ad agire, di natura processuale o sostanziale del giudicato e via dicendo, mi ha sempre lasciato freddo, e la freddezza è diventata ostilità, quando ho rilevato che nella pratica non v'è mai bisogno di ricorrere a queste parole che i migliori avvocati ignorano, e quando vi si ricorre, specie da giudici troppo colti, succedono in generale dei guai. Freddezza, ostilità,
ma aggiunge, ma dove l'ostilità è diventata ripugnanza è quando ho visto sulle rovine del mondo, cioè dell'uomo, il giurista continuare imperterrito a giocare ai dati dei suoi concetti. Allora ho perso la pazienza, perché il fatto scientifico diventava un fatto morale e ho cominciato a scrivere. Ho cercato di rompere il cerchio magico della scienza concettualistica, ho indicato i rimedi che purtroppo io per primo non so usare. Lo stile, come dice Schopenhauer in un'espressione icastica, lo stile è la fisionomia dell'anima, in un altro passo la chiama la silhouette del pensiero, l'esatta riproduzione di come l'autore ha pensato e della qualità stessa del pensiero, è il conio del pensiero. Lo stile di Satta è inimitabile perché personalissimo è l'itinerario dell'esprit a cui esso dà voce. L'inimitabilità è assoluta, cioè passiamo dalla singolarità alla inimitabilità. Ha sì trovato imitatori, ma tutti loro si sono schiantati contro il muro della intrinseca inimitabilità della prosa sattiana, perché non è possibile scrivere alla Satta, alla manière de Satta, senza essere esatta, senza aver patito lo sforzo di pensare alla manière de Satta, senza aver provato l'insofferenza propria dell'uomo per le pedanterie degli epigoni. Se non si prova questa insofferenza non si può scrivere come scrive Satta, si diventa sattianamente pedanti, cioè si cade nella posizione abborrita da Satta con i termini sattiani. Non è possibile scrivere in questo modo senza aver dato fondo alla caparbietà nella ricostruzione di una realtà considerata tradita dalla sua iperconcettualizzazione, perché la sua scrittura, lo ripeto, esprime il movimento del pensiero, l'andirivieno anche emozionale degli sviluppi, mira al cuore delle cose, rifiutando ogni velo cosmetico. Per quanto malamente uno stile si può imitare, ma imitare lo stile di Satta vuol dire indossare una maschera, rinunciare a scrivere come si pensa per goffamente travestirsi. La parodia è inevitabile. Lo stile di Satta si impasta col suo pensiero, dal pensiero riceve la sua sostanza. Il giurista come medium, cioè come voce personificata di un sapere collettivo. Scrive Satta, non basta studiare e conoscere le leggi, occorre stabilire una comunicazione attraverso gli studi che un tempo si chiamavano umani, con i grandi spiriti che ci hanno preceduto. Occorre vivere l'esperienza del passato, ma soprattutto acquistare nella meditazione e quasi in una perpetua confessione esperienza di sé. Nel paesaggio sattiano entra il tempo, entrano gli uomini, le loro passioni, le loro pigrizie, i loro vezzi, la genialità dei grandi e la pochezza degli epigoni, tutte cose che il pensiero sistematico vuole tenere fuori, interessandogli solo la purezza della costruzione. Ed entra anche la stupidità. Dalla stupidità vanno però esenti, questo bisogna riconoscerlo, i grandi, anche laddove hanno a parer suo sbagliato. E così Chiovenda resta padre onorato, anzi amato da Satta, anche quando procede a picconarne la costruzione. E dicendo Chiovenda, sto citando, non si fa un nome, ma si indica uno dei fatti di pensiero più importanti nella scienza del diritto e non in questa soltanto. Grandi personaggi, grandi errori, ma senza i quali non progredisce la conoscenza. Poi però ci sono i seguaci, e tra i loro seguaci, i seguaci stupidi, che magari sono quelli che hanno più successo di altri perché non inquinano con i rovelli dell'intelligenza dubitativa la linearità delle dimostrazioni a cui si accingono. Costoro non si avvedono della cecità del loro modo di procedere e le loro certezze sono la spia degli errori iniziali. Il commentario al codice di procedura civile, l'opera centrale. Ha una grande ambizione, non limitarsi a procedere come nella natura di tale tipo di letteratura giuridica all'esegesi, al collegamento e alla sistemazione ragionata degli 800 e rotti articoli del codice di procedura civile, triste letteratura aggiungerei, ma abbracciare unitariamente l'esperienza del diritto attraverso il processo e il giudizio, abbracciare quindi la vita, subspecie iudici, mostrando come le regole, spesso umili, talora enfatiche, dettate dal codice a regolamentazione del procedere, esprimono la situazione propria dell'uomo in convivenza, della composizione del conflitto attraverso il giudizio, vicenda su cui era calato il marchio nobilitante della scienza in tempi relativamente recenti, ma esposta a apparente rischio di incomprensione. È chiaro che lo scrittore Satta trova nel commentario il mezzo ideale per dar sfogo
alla poderosa carica del suo pensiero. Una comédie humaine in forma itinerari obbligati, conglomerati in 840 articoli. Il primo volume del commentario esce nel 1959, ma la penna, racconta Satta, si era posata sulla carta già 10 anni prima. La prima pagina manoscritta di questo libro reca la data 10 dicembre 1949. Sono dunque trascorsi quasi 10 anni dal giorno in cui l'ho cominciato. Grande mortalis evi spatium. La mole del libro, sia pure quella dell'intero trattato, che tutto deve essere naturalmente pensato per poter scrivere il primo volume, giustifica solo in parte l'insolita mora, la quale non è nemmeno per se stessa titolo di lode, se è vero che le opere nate nell'impeto dell'ispirazione sono sempre migliori di quelle che san di Lucerna. I 6 densi volumi si concludono con il tomo dedicato alla seconda parte della trattazione dei procedimenti speciali nel 1971, e questo tomo è aperto da un'amarissima prefazione contro la degenerazione dell'università intitolata Concedo, datata 31 dicembre 1970. Era appena stata approvata la delibera della Sapienza che permetteva di scegliere tra la procedura civile e la procedura penale, quindi Satta diceva hanno cancellato la materia, hanno cancellato la cattedra di Chiovente. Amaro Concedo. Il commentario ha una sua forte unità, la si trova nella visione del diritto e dell'esperienza giuridica da cui l'autore riesce a farsi guidare per tutto il corso delle migliaia di pagine, facendosene scandaglio di indagine delle proposizioni normative secondo una enumerazione del tutto esteriore. Segue l'ordine del codice, che è un ordine assai approssimativo delle idee e non è una buona guida per le idee. Eppure Satta riesce a mantenere l'unità della sua idea attraverso l'itinerario di 840 articoli e ovviamente è scontato il fatto che migliaia di pagine, centinaia di temi e argomenti necessariamente impongono più registri espressivi, considerata la compresenza del codice di solenni enunciazioni di sacri principi e di regolette dal sapore burocratico organizzativo. Resta il fatto che la visione di Satta conferisce all'opera un carattere unitario, espressa da un ritmo sotterraneo che manifesta l'impegno a misurare la propria impostazione sui 1000 problemi concreti, problemi eterogenei e apparentemente lontani l'uno dall'altro, ed è sui 1000 problemi esegetici e sistematici che a mano scorrono e si pongono all'interprete che Satta affina la sua chiave di lettura e trova le sue conferme nei luoghi più impensati, e con essa torna l'impeto espressivo proprio dell'autore. Dopo aver trattato a fondo un problema, scrive: ci penserà poi la dottrina a incasellare nelle precostituite formulette, ma questo è totalmente privo di interesse. E qui vediamo all'opera nel concreto e nel divenire le due caratteristiche dello scrivere di Satta. La radicalità espressiva è la prima, aggressione diretta del problema. Quando scrive è facile intendere il sofisma che ci cela in queste suggestive parole e con ciò il problema si riduce a un mero verbalismo. È una prosa poco accademica, evidentemente. Puramente verbale si rivela la solenne proclamazione dell'esistenza, principio, eccetera, eccetera. Accanto alla radicalità espressiva c'è l'ironia. Se usasse il tono compassato e neutro della dottrina che combatte, non se ne coglierebbe la differenza e forse non saremmo qui a evocare l'autore. I professori passano, i nomi svaniscono in un decennio, se va bene, e dopo mezzo secolo restano al più come note a piedi pagina, seppur non siano già rotolati fuori dalla pagina. Ironia aperta, sarcasmo, sì, se ne trova di sarcasmo, ma il sarcasmo è aggressione, ma ha forse ragione Satta quando dice di essere stato costretto a indossare una veste che non avrebbe voluto portare. Quel che non sono, scrive, un polemista, scrive nella prefazione a Soliloqui e Colloqui. Non si può sottovalutare il fatto che a cominciare dal famoso scritto di Carnelutti ricordato da Romano Vaccarella stamani, era stato lui l'aggredito. Più diffusa e interessante però è l'ironia aperta e l'ironia velata, un certo Jhering per gli addetti ai lavori. Per il lettore avveduto sorge dalla nuda esposizione di teorie e costruzioni. Senza commento, dopo aver percorso molta strada con Satta, res ipsa loquitur,
Non v'è bisogno di commento, le cose parlano da sé, una sua espressione è motto non a pulcro, ricalcata sul verso dantesco dell'inferno, quale ella sia, parole non ci appulcro. Vedo che il tempo è passato, sono ben oltre i minuti assegnatemi, salto una cosa e dico conclusivamente che alla grandezza dello scrittore presiede la capacità di richiamare le assenze, gli assenti, le assenze, quello che i pedanti non vedono. Nella relazione romana avevo accennato ai limiti di penetrazione del pensiero sattiano e avevo concluso che se ha avuto dei successori ha avuto un solo erede, se stesso. La posizione di Romano Vaccarella è del tutto differente perché ha preso subito l'insegnamento sattiano e ha saputo trovare una sua strada senza mascherarsi da satta. Questa è la grandezza la prima grandezza che riconosco a Romano Vaccarella, essersi liberato dalla tentazione di imitare il maestro inimitabile. Satta splende ancora oggi, per riuscire però pienamente avrebbe dovuto ramificare e dar vita ad un movimento, cosa impossibile. I movimenti diventano scuole e questo sarebbe stato assai poco sattiano. È rimasto nella veste del pensatore potente che, dicendo la verità, però poco incide sulla evoluzione del mondo. Grazie. Grazie al professor Sassani per questa analitica e animata relazione. Satta non voleva fare il polemista, ma quando faceva il polemista era efficacissimo. Sassani credo voglia fare il polemista e quando fa il polemista è efficacissimo. Adesso tocca al professor Alberto Bertoni dell'Università degli Studi di Bologna. Non c'è. È scomparso. Ah, c'è. È andato in bagno. Il titolo della cui relazione è Salvatore Satta e un de profundis quanto mai attuale. De profundis, lo dico per gli studenti presenti, è quel breve libro molto mesto e molto polemico anche questo, che Satta scrisse dopo le esperienze della guerra e soprattutto dopo le esperienze della guerra civile italiana, quando stava fra il Friuli e Trieste e quando ha avuto un periodo di prorettorato dell'Università di Trieste e ebbe quindi contatti sia con gli alleati, sia con i partigiani, sia con i titini, sia con lo sfacelo della Repubblica Sociale Italiana. E quindi il De Profundis è un libro che combatte soprattutto la figura dell'uomo ordinario, in cui lui stesso si riconosceva di essere stato un uomo ordinario e nel momento della caduta di quasi tutto imputa all'uomo ordinario di essere stato complice in qualche modo del fine della patria. Lui penso si esprimesse con questo termine, va bene, la morte è la fine della patria. E adesso il professor Bertoni ce ne parlerà, ma ci naturalmente inquieta vedere che aggiunge che è un de profundis quanto mai attuale. Ora, certamente noi non siamo degli ottimisti, però credo che ci sia una bella differenza rispetto al 1945, quantomeno con riguardo all'Italia e anche nonostante tutti i suoi guasti all'Europa, insomma. Però ascoltiamo e vediamo di capire che cosa ha da dirci oggi un libro così angoscioso come il De Profundis. Prego, professor Bertoni. Buongiorno, spero che mi sentiate bene. Io sto parlando dall'Università di Varsavia che mi ha messo generosamente a disposizione il computer.
e quindi datemi eventuali segnali se non mi sentite. Un saluto particolare al mio amico Massimo Onofri, di cui ho seguito in parte l'intervento. Dunque, rimarrò, lo dico subito, è un mio costume nel tempo che mi è stato assegnato, che è di circa mezz'ora. Poi spero che ci siano gli atti e quindi spero eventualmente di poter ampliare il mio intervento. Devo anche dire la ragione vera, profonda e un pochino personale per la quale mi sono sottoposto a questo collegamento da così lontano dopo aver tenuto alcune lezioni qui a Varsavia. Però diciamo che al De Profundis non potevo dire di no, per una ragione, ripeto, legata una volta di più all'insegnamento del mio maestro universitario Ezio Raimondi, il quale durante le nostre conversazioni ho avuto la fortuna di accompagnarlo per più di una decina d'anni in un incarico che ci venne dato dall'Università di Bressanone, e quindi ho compiuto con lui viaggi automobilistici fra Bologna, Bressanone e ritorno. E Raimondi ha sempre molto insistito, al di là del suo amore per I Promessi Sposi e quindi il romanzo Senza idillio e queste lezioni supplementari che ho avuto in materia, mi ha sempre detto che il testo fondamentale per capire gli svolgimenti profondi, appunto, della Seconda Guerra Mondiale in relazione al popolo italiano, chiamiamolo così, è una parola che Satta usa, è il De Profundis di Satta, che io non conoscevo prima di queste conversazioni. Avevo letto Il giorno del giudizio pochi anni dopo la sua uscita, lo avevo molto apprezzato. Mi aveva anche molto colpito che il narratore fosse in qualche modo un narratore al di fuori della tradizione e della formazione letteraria, un giurista, come è stato ripetuto anche nel corso del convegno, di altissima classe, di altissima qualità. Notevole tra l'altro il fatto che la sua scienza giuridica non fosse tanto applicata al campo materiale, giudice, avvocato, quelli che poi sono diventati anche protagonisti della vita civile italiana nei decenni successivi, ma sia stato un altissimo, come è stato detto anche poco fa, commentatore. Il suo commentario al codice di procedura civile è rimasto nei decenni un commentario decisivo e importante. Ecco che un giurista teorico anche della scienza giuridica e quindi anche della filosofia, in qualche modo del diritto, sia stato uno degli scrittori più importanti della seconda metà del Novecento, perché Il giorno del giudizio è comunque un capolavoro. Non ne conosco molti altri. Sì, Alberto Bevilacqua, di cui ho curato il Meridiano, era laureato in giurisprudenza, ma non aveva mai riservato alcuna attenzione specifica alla giurisprudenza intesa anche come scienza umana. Tornando indietro, Gozzano si era iscritto alla facoltà di giurisprudenza a Torino, ma praticamente non aveva mai frequentato una lezione né si era mai iscritto a un esame. Attilio Bertolucci si era anche lui iscritto a giurisprudenza a Parma, ma veniva a Bologna ad ascoltare le lezioni di Roberto Longhi e credo che non abbia dato mai un esame neanche lui. Quindi Satta è veramente un caso a parte. Allora, quando Raimondi ha cominciato, e eravamo proprio nel periodo fra il 98 e il 2010-2011, a parlarmi del De Profundis, l'ho comprato, l'ho letto e sono rimasto colpito. Anche se forse allora, mi riferisco alla richiesta anche di chi mi ha introdotto un attimo fa, non avevo percepito, leggendolo, l'attualità possibile. Che cos'è il De Profundis? Ma è un pamphlet? È un trattato? È un romanzo critico? C'è questa data finale, Pieris d'Isonzo, quindi una località molto piccola sull'Isonzo, fiume
dal passato molto forte, anche simbolico, nella storia d'Italia, i luoghi di Caporetto della rotta del novembre del 17 durante la prima guerra mondiale del nostro esercito. Pieris di Sonzo, giugno 1944, aprile 1945. Quindi il cuore dell'anno più terribile è stata detta giustamente, io sono assolutamente d'accordo con gli storici come Pavone, per esempio, che lo ha detto per primo, che il tempo tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45 sia il tempo di una guerra civile vera e propria che si è combattuta nel nostro paese, che ha spaccato anche dall'interno le famiglie, non solo le comunità o le regioni. E quindi è uno scritto che in realtà tiene una sigla da scrittura diaristica. Pieris di Sonzo, 1944, aprile 45. Quindi un libro scritto in meno di un anno, dal cuore di un'esperienza staccata, periferica, ma vivissima, vivacissima, attentissima nel rimanere informata sugli sviluppi di questa guerra civile, oltre che del conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Quello che mi colpì allora, poi arriverò nelle conclusioni a quello che mi colpisce adesso, ovviamente ho riletto il De Profundis per intero nell'occasione di questo convegno, e devo dire che a distanza di 20 anni e più rispetto alla prima lettura ho colto l'attualità straordinaria di questo testo. Io non sono assolutamente pronto qui a fare un esercizio di archeologia e di dire ma Satta era il grande scrittore del Giorno del Giudizio. Ho riletto anche quello e tuttora anche quello è un capolavoro della nostra letteratura di secondo Novecento. Ma invece il De Profundis letto oggi è straordinariamente attuale. Forse proprio l'esercizio di questi punti di vista apparentemente differenti e fusi in un'unica visione ne costituisce una sorta di prodigiosa giovinezza che io ho riscontrato nell'ultima lettura. Intanto vorrei un momento risalire al titolo. De Profundis è l'incipit del Salmo 130 di una tradizione che lega la tradizione ebraica, il libro sacro ebraico, all'Antico Testamento nella versione nostra, cristiana. E sono 160 salmi, e questo è il 130. De Profundis ad te clamavi Domine. Beh, pensiamoci un momento. Questo De Profundis, che non ha più la seconda parte della formula, ad te clamavi, che implicherebbe un io, non c'è l'io che parla, c'è questa annotazione diaristica Pieris di Sonzo, ma non c'è il volto di Satta in prima persona, il volto del narratore in prima persona. C'è un noi che non è un noi maiestatico, che non è un noi distaccato, il noi appunto anche della retorica accademica e di un certo tipo di autoelevazione di chi sta parlando, ma è un noi dal basso, è un noi parlato appunto da questa gente, da questo popolo italiano che sta vivendo questa pagina tremenda della sua vicenda storica, senz'altro la più tremenda anche dal momento dell'unità d'Italia, dal 1870 fino ai giorni nostri. E c'è solo una volta l'espressione, però detta in terza persona, al limite dell'impersonale, di chi scrive, l'opinione, il punto di vista di chi scrive, cioè di me che scrivo, ma non dice me, non dice io. Satta non si rivela mai. De Profundis, allora, prendiamolo per quello che è il titolo del libro, intanto, al di là dell'incipit del Salmo. De Profundis è dal profondo, viene tradotto. Ma da quale profondo?
è il profondo, come capiamo leggendolo, dell'autocoscienza di un individuo, di un soggetto, e dall'autocoscienza di una comunità. Preferisco per il momento usare la parola comunità rispetto alla parola popolo, perché Satta poi sulla parola popolo prende delle distanze e pone dei problemi che forse sono tuttora inquietanti. Anche quello, anche la diffidenza verso la parola popolo è un segno e una traccia dell'attualità del De Profundis. Ma a me piace anche pensarlo, sì, dall'autocoscienza di una nazione, di una comunità, dall'autobiografia di una comunità, ma anche in qualche modo dalle profondità dei singoli esseri. Perché da un punto di vista antropologico, allora c'è un sistema di altissima riflessione e cognizione del diritto, di quello che possiamo definire il diritto, la legge. Poi c'è una dimensione di storicizzazione dei fenomeni, di informazione capillare su ciò che è accaduto dalla dichiarazione di guerra il 10 giugno 1940 fino appunto alla data finale, aprile 1945, quindi la liberazione, quindi la fine dell'incubo della Seconda Guerra Mondiale. E poi, che è la cosa che più mi ha coinvolto e che cercherò poi nella relazione, ripeto, se mi verrà chiesta una relazione scritta per gli atti, la scriverò molto volentieri perché ho una serie ovviamente di appunti e di impressioni di lettura che vanno molto al di là di quello che riuscirò a dire stamattina. E poi il grande sistema. Qualcuno direbbe, qualche grande critico alla Northrop Frye per esempio, direbbe il grande codice della letteratura occidentale. Della letteratura occidentale vista in tutte le sue diramazioni. Non a caso ci sono dei riferimenti molto solidi di un'intertestualità che per la cognizione dell'epoca era quasi necessaria agli uomini e alle donne di cultura dei greci e dei latini. La storia dell'antichità che sta alle radici della tradizione e della civiltà occidentale. Ma Satta va molto oltre, perché Satta usa la letteratura come un sistema sapienziale. Usa la letteratura proprio come quel grande codice di istruzione, di formazione personale necessaria, di orientamento dentro una realtà anche simbolica e allegorica e non solo dentro una realtà fattuale, una realtà quasi cronistica. E quindi questi tre elementi, il diritto, la storia e la letteratura, interagiscono come interagiscono in pochissimi altri scrittori della tradizione appunto alla quale apparteniamo e che oggi è diventata una tradizione molto più cosmopolita, molto, molto più ampia di quella che era ai tempi della composizione del De Profundis. Questo è un dato molto forte, è un dato per cui, qui comincio ad aprire il libro perché voglio fare anche dei riferimenti al libro, quando nel secondo capitolo prende la parola direttamente, dopo essere partito da un'allegoria molto significativa dove il Satta maggiore dà un esempio di grande narrazione, è l'allegoria di un treno nel gennaio del 1943 dove c'è una divisione fra prima classe e le altre modalità di viaggio, dove il treno a un certo punto viene preso d'assalto, è un treno da Roma, con delle persone eminenti, soprattutto in uno scompartimento da 6, i velluti, gli ori, così viene preso d'assalto da persone che cercano di salire e che vengono considerate molto, molto male da coloro che stanno nella prima classe. E quindi
è molto significativa questa scena, che è prima una scena di esclusione e poi dà luogo all'ingresso nello scompartimento c'è anche un avvocato che vuole chiamare anche la forza pubblica, eccetera, di uno scompartimento in cui entrano dei mutilati. E questi mutilati sono i reduci dalla ritirata di Russia. È il segnale vivo del crollo assoluto dell'esercito italiano, del peccato di hubris italiano di essere andati a cercare di conquistare la grande Russia privi assolutamente del minimo equipaggiamento possibile. Ecco, allora, qui vediamo la citazione che Satta fa, la breve scena che abbiamo descritta, usa il noi, torna alla mente oggi ed è trascorso poco più di un anno, che il destino si è compiuto in un modo che neppure il più apocalittico dei profeti avrebbe saputo immaginare. La Bibbia dei profeti, la Bibbia dell'Antico Testamento e la dimensione dell'Apocalisse. Nella tracia polve, come in tante altre storiche polveri, non giace, ruina immensa, l'italica virtute. Giace un'Italia senza virtù, invisa ai propri figli, spregiata allo straniero che ancor la lusinga e, quel che è più triste, indifferente alla miseria nella quale è caduta. Tremendo, no? Davvero tremendo. Ma chi sta citando? Sta citando il Bruto minore di Leopardi. Il primo autore della tradizione italiana che chiama in causa è Leopardi. Quindi il pensatore fattuale, il pensatore materialista, interrogato in una poesia, sì, dei canti, ma in una poesia che celebra appunto questa figura storica della storia romana di Bruto. E qui capiamo allora che la letteratura per Satta ha una funzione fondamentale di insegnamento, di approfondimento dei dati di fattualità immediata. Poco più avanti, a proposito di Russia, la Russia è un leitmotiv, le scene che lui descrive della guerra vengono dall'esperienza della ritirata di Russia, quella peraltro raccontata in modo magistrale da Mario Rigoni Stern, il sergente sulla neve. Dostoevskij, l'inquisitore, l'inquisizione, la violenza che viene da un potere cieco, tutti elementi fortissimi, così come un elemento molto forte all'interno, e forse questa era una delle ragioni per cui Raimondi era così preso dal De Profundis, anche se non mi risulta che ci abbia mai scritto, però mi faceva quasi delle lezioni private, dei sermoni privati sul De Profundis, e a un certo punto al secondo sermone dissi: professore, non si preoccupi, intanto l'ho letto anch'io, ho preso il suo consiglio, e ricordo proprio che ci fu questo dialogo, insomma, e l'importanza poi che per Satta hanno i Promessi Sposi, che vengono citati più di una volta, quando a un certo punto dice: ma Perpetua e il Cardinale la vedono, dopo aver parlato anche di Don Abbondio, di questa qualità, no, dell'italiano, qualità assoluta dell'italiano che ha paura, che trema, il non coraggio, eccetera, ma quella battuta, Perpetua e il Cardinale hanno lo stesso punto di vista. E beh, anche questa è
qualcosa sulla quale da un punto di vista dell'interpretazione letteraria, per questo io credo che qui sia molto in gioco il SAT del commentario magistrale al codice di procedura civile, perché qui appunto il diritto diventa azione, diventa racconto, diventa possibilità di rappresentazione attraverso il diritto. E qui allora già chi mi ha preceduto ha avuto alcune osservazioni molto interessanti e molto intriganti su quella che è la lingua narrativa di Satta. E qui ovviamente bisognerebbe poi chiamare in causa anche Il giorno del giudizio, il grande libro postumo uscito da Adelphi 4 anni dopo la morte di Satta, che era morto nel 75 a 73 anni. È uno stile straordinariamente ricco. Satta sicuramente appartiene a una cultura del polifonico, del pluridiscorsivo, a proposito di Dostoevskij, della moltiplicazione dei punti di vista, della messa in gioco di ogni principio apparentemente definito e definitivo una volta per tutte, a partire dai principi più sacri, come per esempio quello di libertà. Ci sono pagine straordinarie su cos'è davvero la libertà. E naturalmente lo stile pluridiscorsivo e polifonico ci rimanda semmai a Gadda, naturalmente, al grande espressionista descritto anche da Contini come rappresentante dell'espressionismo europeo e occidentale. Satta però non usa per questa polifonia, come strumento di questa polifonia, non usa i dialetti o il dialetto come elemento contrastivo rispetto a un italiano molto, molto alto da un punto di vista della scrittura. È un italiano di grandi ambizioni e di grandi capacità di usare l'italiano in tutta la sua non solo, diciamo, orizzontalità di lingua parlata ormai all'interno della penisola, ma anche la sua verticalità storica. Cita Dante, cita Guicciardini, a Guicciardini appartiene anche la formula di apertura del testo. E quindi è un italiano polifonico nel rapporto anche e nella capacità di tessere il discorso sommando lingue diverse. Queste lingue diverse sono da un lato il francese, che è la lingua internazionale dell'epoca, anche se poi la civiltà con la quale Satta si confronta nelle pagine intense nel cuore del libro è quella inglese, quella anglosassone, ma questa capacità di saldare l'italiano con il francese, con quelle frasi del francese che avevamo importato nell'italiano. Oggi noi siamo invasi dalle parole inglesi e il francese è stato quasi dimenticato, ma un tempo no, certe espressioni venivano dette per eleganza anche in francese. Dall'altro lato il latino, questo uso dell'italiano che è continuamente posto in relazione diretta con delle formule latine, che sono formule anche di Cesare, cita Tacito, quindi degli storici, quindi anche degli scrittori della concinitas della chiarezza, non certo il latino a scopo retorico, non certo il latinorum di Azzeccagarbugli, ma esattamente il suo contrario, il latino come meccanismo conoscitivo. E poi c'è un altro elemento sul quale voglio così concentrare la mia e, se possibile, la vostra attenzione. Satta mi sembra che sia un pensatore gnostico. In questo, anche se non viene mai citato, perché il suo grande codice della letteratura italiana passa appunto per Leopardi, passa per Foscolo, passa per Carducci, dal quale però prende le distanze. Ci dice come che forse Carducci avrebbe potuto vederla in un modo più contemporaneo al Novecento, più novecentesco, e quindi ne prende vagamente le distanze. E quindi è il periodare e lo scrivere
che ha la base neoclassica del discorso, che si rifà ancora appunto da un lato per la poesia al petrarchismo, alla lingua di Petrarca. È chiaro che il Bruto Minore, 500 anni dopo la morte di Petrarca, è scritto ancora in lingua petrarchesca, come è scritto tutto in lingua petrarchesca il Leopardi poeta, ma anche alla prosa appunto dei toscani, degli storici. Ripeto, Guicciardini anche come prosatore è molto importante. Dicevo che è gnostico perché quando Satta offre delle categorie di duplicità, lascia la duplicità aperta e frequenta entrambe le linee che questa duplicità contrastiva offre. Il caso clamoroso è quello, sono le pagine che proprio da grande amante, io personalmente, di Gadda, le pagine che vengono dedicate a questa dimensione del ridicolo e all'interno di un discorso anche profondamente religioso, perché c'è Dio assolutamente in queste pagine, però c'è il discorso molto rischioso e ai limiti dell'eresia del fatto che, certo, Dio è il creatore per antonomasia, ma la provvidenza è determinata dal diavolo. Allora anche qui io sono malato di raimondismo, lo confesso, ho compiuto 70 anni da poco e fra 2 settimane andrò in pensione dall'Università di Bologna, nella quale ho lavorato per qualche decennio e sono stato anche studente, quindi la mia università. Sono malato di raimondismo e quindi sono profondamente convinto che I Promessi Sposi siano un romanzo senza idillio, dove la provvidenza va conquistata, dove non è donata da nessuno e dove questo De Profundis è anche la profondità verticale, dicevo prima e concludo il discorso, la profondità verticale delle intimità dei singoli. Satta non usa mai delle formule psicoanalitiche, però insomma il De Profundis è anche l'inconscio, è anche l'attività onirica. Il centro fondamentale del discorso è in qualche modo del carattere dell'italiano, se volete anche del Don Abbondio che alberga in ogni italiano, è proprio quello dell'uomo tradizionale. C'è questa formula che io trovo di un'attualità assoluta, che poi si sarebbe chiamata più o meno in contemporanea l'uomo qualunque, che poi si sarebbe chiamata la maggioranza silenziosa, che poi dentro il nostro Novecento sarebbe stata la cultura, la civiltà di massa, quindi la massificazione delle esperienze e della realtà, e quindi arriviamo fino a internet, alla situazione, all'intelligenza artificiale e così via. È un libro molto avanti questo. E l'uomo tradizionale, sì, è identificabile in diversi personaggi che hanno detenuto il potere e che poi si sono accorti che quel potere lì era carta straccia, era polvere, era fanghiglia. Anche questa è una lezione profondamente biblica ed evangelica, che il potere non è eterno, che il delirio e il dominio di potenza sugli altri, soprattutto sulle parti deboli della cittadinanza, è assolutamente transitorio, è fondato in qualche modo sul nulla, ma dice subito: l'uomo tradizionale è dentro ognuno di noi, anche delle persone migliori, anche quelle che sanno scendere agli inferi del proprio singolare De Profundis. Lì c'è lo stesso una parte di uomo tradizionale. E poi pensiamo a come, in modo davvero magistrale, questo è un altro elemento che mi ha colpito moltissimo, devo dire, tratta l'eroe. L'eroe, a proposito di cultura gnostica e di dualismo che diciamo alterna gli estremi della dualità, gli estremi negativo e positivo, i contrari della negatività, l'eroe è Mussolini, è il sedicente eroe.
ma lui non nomina mai Mussolini per nome e non nomina mai il fascismo. Lui parla dei 20 anni di prigionia, di dittatura, arriva verso la fine a introdurre un paio di volte, non molte, la parola regime, ma non dice mai fascismo, non dice mai Benito Mussolini, che non tanto disprezza, diciamo, ideologicamente, non è un ideologo Satta, non gli interessa prendere posizione, prendere partito in nessun modo, però di Mussolini nota la contraddizione fondamentale che avviene proprio nel De Profundis e dice: ma lui sapeva, mentre si affacciava al balcone di Palazzo Venezia quel giorno tremendo del 10 giugno 1940 in cui un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria, terribilia assortite, Satta dice: ma si sapeva, sapevamo noi italiani, anche nell'entourage più stretto, a chi avrebbe indirizzato la dichiarazione di guerra? Perché in realtà Satta dice Mussolini era un filo inglese, ammirava la raffinatezza, la cultura, ammirava soprattutto la ricchezza, no? Le potenze plutocratiche. E invece, secondo Satta, questo eroe, come tutti gli eroi, ammirava, agognava, desiderava anche per sé la ricchezza e tira fuori la questione, le questioni economiche che diventeranno poi, al di là anche delle date di composizione del De Profundis, questioni centrali nel nostro vivere. Ma c'era già stata la crisi del 29, quindi da questo punto di vista Satta sapeva tutto di cosa voleva dire appartenere a un certo sistema economico apparentemente aperto al possibile arricchimento di tutti e in realtà poi pronto a crisi endemiche radicali, cosa che abbiamo visto a partire dal 2008 anche in Europa, in Italia, nel mondo occidentale di oggi. Ecco, questa capacità costituisce il nervo, questa capacità di cogliere anche il ridicolo dell'eroe. E dice: agli italiani si può togliere tutto, hanno rinunciato a tutto, li si può convincere a rinunciare a qualunque cosa, non gli si può togliere il ridere. E allora, a proposito anche di cognizioni psicanalitiche, noi sappiamo bene adesso, che anche da Freud è passato un secolo, che i saggi decisivi di Freud, a parte l'ultimo del 1929, sul disagio della civiltà, dove tenta un affresco generale sulla civiltà occidentale, il saggio fondamentale per noi che ci occupiamo di letteratura, per noi critici, è quello sul moto di spirito. Non è certo il Freud che scambia l'opera con l'autore e fa la psicanalisi del suo autore. Ed è il ridere, per l'appunto, questa cognizione per cui il de profundis, gli elementi che sono nel profondo, affiorano attraverso il meccanismo del riso, che è un meccanismo gestuale, corporale, però anche e soprattutto linguistico. E qui veramente Satta e il De Profundis sono un testo fondamentale. Il tempo a mia disposizione va a scadere. Io vi leggo soltanto una pagina verso la fine del De Profundis e voglio lasciarvi proprio con questa. Poi, se ci saranno delle domande, almeno per qualche minuto, posso rimanere ancora collegato. Poi al pomeriggio dovrò andare a prendere l'aereo, quindi non potrò più collegarmi. Però ecco, questa battuta, questa pagina, di fronte a questa belligeranza dei molti, salto purtroppo una parte che mi ero preparato e di cui poi vi riferirò nel saggio scritto, che è quella per concludere il discorso sui reduci della Russia, dedicata a Gino Ferroni, questo eroe della cultura cattolica, della cultura universitaria cattolica, che andò a sacrificarsi e a morire appunto nella ritirata tremenda
dall'Unione Sovietica. E quindi Gino Ferroni, che viene citato direttamente da Satta, merita un capitoletto, un paragrafo a parte anche del mio discorso, perché lì poi è la scrittura che non è la scrittura dell'eroe letterato, ma è la scrittura di chi racconta la propria esperienza. Allora, in chiusura, io questo libro, con tutte le definizioni che possiamo dargli, potremmo anche chiamarlo una sorta di memoir. Forse è uno straordinario esercizio di autofiction, dove però auto è l'auto, ripeto, di un'intera civiltà, che è la nostra civiltà occidentale, nemmeno solo la dimensione italiana. Allora concludo con queste sue righe. Di fronte a questa belligeranza dei molti, è ovvio che io queste righe le penso in riferimento all'oggi, alla nostra situazione di oggi. C'è tuttavia la belligeranza dei pochi, di coloro che dalla morte della patria sono tratti a meditare sul significato dell'immensa rovina, che comprendono finalmente che la libertà non è un dono, che una forza esterna, la forza di uno Stato, amico o nemico che sia, e nemmeno di un superstato ci possa concedere. E guarda con tristezza e con ansia, ecco, è molto importante qui la parola ansia. In quegli stessi anni, 44-45, uno dei più grandi poeti della civiltà occidentale, Winston Hugh Oden, scrive quel poemetto straordinario che si intitola The Age of Anxiety, l'età dell'ansia, e lo scrive da New York, cioè lo scrive dalla parte dei vincitori, lo scrive proprio fra il 44 e il 45. E quindi qui la parola ansia è proprio nella stessa dimensione di Oden. E qui ecco una cosa che Raimondi rivendicava di avere vissuto ancora ragazzo, perché lui nel 43 aveva 19 anni e raccontava spesso a noi così collaboratori, studenti, ricercatori, questo aneddoto per cui lui viveva in una zona popolare di Bologna, via del Borgo, via Mascarella, all'incrocio però con una strada dove vivevano persone di un ceto più elevato, via Irnerio. E, e diceva che lui quasi corse poi con l'entusiasmo dei 19 anni, così sotto i portici di via Irnerio a disilludere le persone, perché ci fu un'esplosione di gioia l'8 settembre a Bologna nel suo racconto, come se l'Italia avesse vinto un mondiale di calcio. E lui andava in giro a fermare gli amici, i coetanei, i genitori, e così a dire guardate che è l'inizio della rovina, che non è la fine della guerra, non dobbiamo esultare perché è la fine davvero, è l'inizio della rovina e della guerra civile. E Satta dice l'8 settembre non è per questi pochi la fine, ma il principio della guerra, della vera guerra che dal piano internazionale e nazionale si è spostata sul piano individuale. Ha posto l'individuo di fronte al problema dell'esistenza, lo getta contro se stesso, contro l'uomo tradizionale che ciascuno reca con sé. E appunto per questo essi non sono da una parte o dall'altra, non sono con l'uno o con l'altro straniero, non sono con questa o quella fazione che dall'uno o dall'altro straniero aspetti ancora la libertà, ma sono sempre e soltanto con se stessi, dovunque il giudizio storico e concreto e perciò sempre unilaterale e sempre fallace, sempre unilaterale e sempre fallace, la dualità che vede il proprio contrasto, il tragico che si nutre del ridicolo, si scioglie nel ridicolo e viceversa. E questo dovunque il giudizio storico e concreto e perciò sempre unilaterale e sempre fallace spinga la loro azione. Credo che siamo in una situazione di azione in qualche modo necessaria, cogliendo le zone impervie dei nostri De Profundis, e credo che questo sia un libro che non dovrebbe, la storia dell'edizione del libro
è una storia anche un po' inquietante, perché uscì da CEDAM, l'editore del diritto, dei grandi testi di diritto, nel 1948, quindi subito dopo la guerra. È uscito da Delphi, ed è l'edizione sulla quale ho lavorato io nell'80, è uscito a Nuoro nel 2003, ma di fatto 2003 sono quasi 22-23 anni che il libro non è disponibile. Il De Profundis è un libro che dovrebbe entrare nei programmi scolastici, forse non solo italiani, ma in molti programmi scolastici europei. Vi ringrazio. Grazie. Vedo che tutti i ragazzi se ne vanno. Sì, c'era stata poi quella polemica con Massimo Mila, con l'Einaudi, insomma, comprensibile da entrambi i lati, ecco, nel senso che sarebbe stato stupefacente che Einaudi in quell'epoca gliel'avesse pubblicato, insomma. Ma sa, professore, Einaudi ha respinto Se questo è un uomo, quindi nel 1947 l'ha fatto anche col De Profundis. Sì, sì. Nella specie poi era il musicologo Mila che si incaricò di spiegargliene le ragioni. Una cosa lacerante dell'Italia d'allora era anche che la contrapposizione non fosse solo fra fascisti e antifascisti, ma fosse all'interno degli antifascisti, anche se Satta lo è stato fino a un certo punto, insomma, fosse una contrapposizione di stili e di approcci, quale quella che emerge dalla lettera di Massimo Mila a Salvatore Satta. Con ciò abbiamo fatto l'ora canonica quasi dell'una, ci sarebbero 5 sparuti minuti se qualcheduno volesse, con una concisione di cui lei darà prova. Buongiorno a tutti e grazie per gli interventi che davvero mi hanno arricchito. In particolare questo del professor Bertoni l'ho trovato di sommo interesse. Ma tutti quanti sono stati molto interessanti. Io trovo che, innanzitutto, io sono nuorese, ho avuto la fortuna di avere l'edizione CEDAM del Giorno del Giudizio in casa da quando sono nato, perché sono del 75, l'edizione CEDAM la ebbe mio padre appena uscita nel 77 e da allora è sempre stata in casa. Tra l'altro è un libro cui sono affezionato anche come oggetto perché è bellissimo. Trovo che il concetto forse fondamentale sicuramente nel Giorno del Giudizio, ma anche nell'opera in soliloqui e colloqui di un giurista, nello spirito religioso dei sardi, nell'opera di Satta, è quello cui ha fatto riferimento citando l'episodio davanti al notaio, il professor Onufri, cioè l'ananche, la necessità ineluttabile cui non possono sottrarsi neppure gli dei. Io vorrei proporre un breve brano dal Giorno del Giudizio che è paradigmatico dell'ananche, che è una cosa fondamentale, almeno nel Giorno del Giudizio di Satta, ed è l'episodio di Antoni Mereu. Ma i sogni dei nuoresi erano come quello di Antoni Mereu. Antoni Mereu era un contadino che andava come tutti a giornata, solo che aveva un campicello con 4 olivi e 10 viti, e questo lo metteva sopra gli altri perché condiva il pane col suo olio e beveva il suo vino. Era compare di Don Sebastiano che gli aveva tenuto a battesimo l'unico figliolo. Questi cresceva magro, striminzito, e sarebbe stato un buon seunese se il padre non si fosse messo a sognare, e il sogno era quello di avviarlo agli studi. Ne parlò al compare che gli diede del pazzo. Antoni duro,
mandò il figlio a scuola e, a dispetto di Don Sebastiano, egli non faceva male. Alla licenza normale ci sarebbe arrivato. Antoni Mereu lavorava come una bestia aspettando quel giorno. Ed improvviso il figlio cominciò a tossire, a smagrire sempre più e poi a sputare sangue. Antoni andava errando per le strade come un cane perduto. Stringeva il cuore a vederlo, ma la colpa era sua perché aveva voluto sognare. Grazie. Altri interventi nei 2 minuti, o 3 o 4 o 5, ben inteso, residui. In pochi abbiamo cominciato, poi molti divenimmo e in pochi andiamo a concludere, credo, non indegnamente. E allora, buon pranzo se...